Bentrovati sabato 11 febbraio, diretta di prima edizione di Media Nord-Est. Saremo insieme fino alle 14:30, come sempre con tante notizie, una tavola rotonda politica per commentare i temi nazionali ma anche ovviamente locali. Vi ricordo che domani la Lega eleggerà il suo nuovo segretario nella Marca Trevigiana, dunque il segretario provinciale, e poi ci sono le elezioni in Lombardia con una tripletta non così scontata. E andremo avanti anche ovviamente come sempre con i collegamenti sul territorio. Avremo la nostra Anna Maria Parisi per parlare di aiuti alle popolazioni terremotate Turchia e Siria, poi ci collegheremo con la nostra Chiara Gagliani per parlare del nuovo progetto del SIR, il tram tanto contestato, lo ricorderete, poi la nostra Marta Marangon per parlare di costi di colf e badanti che sarebbero alle stelle. Ma partiamo da quella che in qualche modo è stata la notizia di ieri e che ha avuto già una sua prima coda, ovvero l'inchiesta sui tamponi rapidi, che ha visto il rinvio a giudizio di Roberto Rigoli e l'ex DG di Azienda Zero Patrizia Simeonato. Allora andiamo subito a vedere, le immagini arrivano dal Tribunale di Padova e poi ascolteremo la risposta di Andrea Crisanti. Lasceremo dichiarazioni la prossima volta, c'è stato rinvio a giudizio, il processo ci darà l'occasione e l'opportunità di spiegare ancora meglio questa vicenda. Grazie. Quando sarà fissata la comunicazione nel prossimo... Poche parole per bocca del suo legale, un leggero sorriso sul volto del microbiologo trevigiano Roberto Rigoli al termine dell'udienza preliminare che lo ha rinviato a giudizio assieme alla vicentina Patrizia Simeonato, ex direttore generale di Azienda Zero, nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi usati dalla Regione Veneto nel tracciamento dei contagi Covid nelle fasi più acute della pandemia. Oggi Simeonato era assente in aula e per lei ha parlato il suo difensore. Si va a dibattimento su tutti i capi di imputazione per entrambi gli imputati. L'udienza è fissata per il 22 febbraio del prossimo anno qui al Tribunale di Padova. Andranno entrambi a processo per falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Rigoli è accusato anche di depistaggio. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto fatto alla Guardia di Finanza dal professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia di Padova, che in base ad uno studio riteneva che i tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott acquistati in Veneto non fossero sufficientemente sensibili a rilevare il Covid. Il processo inizierà esattamente tra un anno. Mi delude il fatto che si debba aspettare un anno per poter celebrare il processo, perché vorrei cominciare già domani mattina. Come mai tempi così lunghi? Lo deve domandare a chi organizza il lavoro giudiziario, non sono né gli avvocati né gli imputati, ma sono i magistrati e i capi degli uffici. Non vedo l'ora che inizi il processo perché, come ho chiesto ripetutamente, anche nel corso delle indagini potrò essere ulteriormente ascoltato e raccontare come sono andate le cose, ha scritto in una nota il dottor Roberto Rigoli. Per i giudici che si sono basati anche su intercettazioni telefoniche tra i due imputati, il microbiologo avrebbe mentito quando affermava di aver effettuato i test tecnico-scientifici sull'efficacia dei tamponi rapidi acquistati in massa dalla Regione Veneto tra la prima e la seconda ondata del Covid. Secondo la difesa, invece, Rigoli non era tenuto a svolgere test scientifici perché i tamponi antigenici Abbott erano marchiati e certificati dagli enti preposti e quindi già regolarmente in commercio. Rigoli dunque si è limitato solamente a verificare le caratteristiche del prodotto poi acquistato da Simeonato con una spesa di oltre 2 milioni di euro. La risposta di Andrea Crisanti raggiunto dai microfoni della redazione di Bassano del Grappa. Innanzitutto commento che l'esposto che ho fatto non era nei riguardi delle persone della Simeonato né di Rigoli, era un esposto che segnalava il fatto che venivano utilizzati tamponi con una sensibilità che a mio avviso non era sufficiente per essere utilizzati come screening per impedire che persone potenzialmente infette entrassero in contatto con gli ospiti dell'RSA e con i pazienti. Quindi evidentemente la Procura ha accumulato evidenze e fatti che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari a supporre che ci fossero possibili elementi di interesse penale. Ora, in dibattimento questi emergeranno e avranno tutta l'opportunità di difendersi o eventualmente la Procura di dimostrare le sue ragioni. Ecco, io penso che dobbiamo limitarci a questo. L'unica cosa che posso commentare è che la Procura, se non altro, ecco, ha dimostrato che c'era elementi di fondatezza nel mio esposto.
Ma guardi, il mio esposto non ha nessuna componente di carattere personale, emotivo, è stato fatto soltanto per tutelare i pazienti all'epoca. Allora, da Anna Maria Parisi siamo a Mestre. Nel veneziano parte la raccolta per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Anna Maria, buongiorno, ben ritrovata. Iniziativa umanitaria a sostegno delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria che decolla qui da Mestre. Buongiorno, siamo in collegamento in diretta, come dicevi tu Anna, proprio dal capannone da dove è partito tutto e da dove sta continuando a decollare questa già decollata, scusate, iniziativa degli imprenditori del Nord-Est con API Nord-Est, Associazione degli Imprenditori. Iniziativa che vede coinvolta naturalmente anche il Centro Culturale Turco, abbiamo anche qui il presidente con cui poi parleremo, e presidente invece dell'associazione API Nord-Est è Munir Semsi, imprenditore originario macedone della Macedonia del Nord, che vive qui da tantissimo tempo, oltre 30 anni. Buongiorno Munir. Buongiorno a voi. Come è nata questa iniziativa che decolla qui da Venezia, anzi è decollata da Mestre per l'esattezza, ma coinvolge tutto il Veneto? Allora, prima di tutto vorrei esprimere la nostra vicinanza al popolo turco e siriano a nome di tutti italiani, veneti e tutti i nostri ragazzi macedoni, turchi, tutte le associazioni che sono collegati con noi oggi, che stiamo collaborando per raccogliere fondi e tutto quello che è necessario, è la prima necessità dei terremotati. Quindi non soltanto fondi, ma anche c'è una colletta alimentare, avete coinvolto con anche il Centro Culturale Turco, supermercati. Vediamo anche alle nostre spalle, Anna, i tanti volontari che stanno inscatolando tutti i generi di prima necessità, come diceva Munir, quindi anche coperte, abbigliamento. Sì, abbigliamento, coperte. La prima necessità, quello che serve, che abbiamo avuto una lista della richiesta, quello che è necessario per la prima necessità, e stiamo aperti 24/24, che anche ieri notte alle 2 è partito un tir per Milano. Qua vorrei anche ringraziare Turkish Airlines, che ci ha dato il supporto, che portano con cargo direttamente sui aeroporti turchi in Turchia tutta la roba che stiamo raccogliendo. Ecco, hai capito Anna, quindi è stata coinvolta anche la compagnia di bandiera aerea della Turchia, Turkish Airlines, che decolla sia da Milano che anche dal Marco Polo da Tessera. Sì, sia da Milano che anche da Marco Polo, sì. Abbiamo mandato anche a supporto, non so se sia possibile vederle adesso, delle immagini che magari potremmo vedere anche con l'ausilio della regia, di come partono questi cargo ininterrottamente notte e giorno per la Turchia. Lei ha scritto, Munir, anche una lettera, l'ho vista prima, vero, ce l'ha qui in mano, alla Regione del Veneto, con cui chiede anche l'ausilio, l'intervento, il sostegno della protezione civile regionale. Sì, vero, ho mandato una richiesta al presidente Luca Zaia, che conoscendolo anche personalmente, sapendo che è una persona molto umana che aiuta tutti, ci hanno risposto che stiamo aspettando adesso di mettersi in contatto con la protezione civile veneta. Probabilmente avremo una collaborazione anche con loro per fare aiuti più grossi per i terremotati, non solo adesso ma anche per il futuro. Perché nel frattempo sono stati presi contatti, Anna, anche con la protezione civile turca, che interviene direttamente sul posto per garantire che questi aiuti naturalmente arrivino a destinazione. Io chiamerei anche qui accanto a me il presidente del Centro Culturale Turco, venga dietro così non impalliamo la telecamera, buongiorno. Dunque, mi sono presa nota del suo nome, Şükret Mehmet. Sì, giusto, io mi chiamo Şükret Mehmet e sono il presidente del Centro Culturale Turco di Venezia, e sono il sorvegliatore speciale di DTP Italia, del Centri Culturali Turchi. Questa postazione che vedete è nostro già come Centro Culturale Turco,
Noi siamo qui, diciamo dove ci troviamo in via Camarcello 18 a Mestre. Sotto il centro culturale turco DITIP Venezia. Noi siamo i principali organizzatori in collaborazione con API Nord-Est, che siamo zio e nipote, anche questo voglio precisare. Io ringrazio a tutti quelli, perché abbiamo sparso la voce in giro per tutto il Veneto, in tutta Italia, ci aiutano. Possiamo ringraziare anche il popolo italiano che ci sta vicino. Allora, volevo precisare un'altra cosa. Sì, volevo dire, scusi se la interrompo, volevo dire che purtroppo al momento, Anna, il numero delle vittime continua ad aumentare, parliamo purtroppo tutti i giorni non si sa i numeri, perché noi riceviamo ogni minuto le notizie che sta aumentando. Io volevo precisare una cosa: noi siamo centro culturale DITIP Venezia, centro culturale turco, però la maggior parte di associati vengono dalla Macedonia, cittadini macedoni, però siamo di origine turca. Si conta nel Veneto almeno un 6-7 mila di cittadini macedoni di origine turca. E qui nel veneziano quanti siete più o meno? Nel veneziano dovremmo essere circa 1.500-2.000 persone, però, che sono tutti impegnati quasi, come sa il signor Munir, in edilizia. Ecco. Senta, Anna, hai domande da studio nel frattempo? Perché se no vado avanti o mi dici tu quanto tempo abbiamo a disposizione? Vai pure Anna, vi ascoltiamo con interesse. Abbiamo in coda la collega Chiara Gaiani da Padova, ma insomma ancora un paio di minuti, prego. Un paio di minuti. Benissimo, sì, volevo chiederle su Cret, come lei ha famiglie o parenti, amici che comunque sono ancora lì in Turchia, qual è la situazione attualmente? Attualmente la situazione, come sapete che tutti i giornali del mondo fanno vedere, è drammatica. Ancora gente sotto macerie, è difficile aiutare, portare degli aiuti perché c'è il maltempo, neve, strade bloccate, perché tutti vogliono, tutto il mondo si è mobilizzato per portare aiuti. Non ha importanza di colore e religione, tutti abbiamo il sangue rosso, quindi ci aiutiamo. Noi saremo da oggi a disposizione allo Stato italiano, a tutti gli Stati del mondo, per poter organizzare così le cose per aiuti umanitari alla gente. Non ha importanza terremoto o qualsiasi genere. Le necessità, se posso dire... Ecco, quali sono? Allora, principalmente, come ha detto il signor Munir, noi abbiamo mandato già 4 bilici di vestiti, vestiario, un po' di mangiare, però la prima necessità sono i generatori, le tende, vestiti per bambini pesanti, il sacco a pello, anche mangiare la prima necessità, container, i WC mobili, le docce mobili, perché mancano queste cose. Noi ringraziamo tutti per aver partecipato a questo evento nostro di organizzazione, di portare i vestiti, però purtroppo sono troppi, delle coperte pesanti si possono ancora mandare, la gente ha bisogno di scaldarsi. Quindi generatori essenzialmente. Generatori, container grandi, container piccoli, anche di seconda mano ma in buono stato, non roba per buttare via. Robe elettriche, stufe elettriche per riscaldare non a liquidi. Quindi abbiamo capito, queste sono le necessità di cui ha bisogno la gente i terremotati della Turchia e della Siria. Quindi ringraziamo il presidente del centro culturale turco veneziano, Sukret Mehmed, ringrazio Munir Semsi, l'imprenditore e presidente di API Nord-Est, associazione degli industriali del veneziano. Abbiamo proprio... Ecco, io volevo fare un annuncio a tutti i veneti, tutti gli italiani, tutti i nostri fratelli che per le donazioni possono andare sul sito del API Nord-Est, dove trovano tutta l'IBAN per la raccolta dei soldi. Sì, grazie, sì. Sì, appunto, poi in internet si trovano tutti i riferimenti. Ringrazio entrambi i nostri ospiti, la linea può tornare a te, Anna, grazie. Grazie Anna Maria, poi ovviamente nel telegiornale di questa sera di Venezia ci saranno tutte le coordinate per partecipare, per dare una mano. Grazie Anna Maria e buon lavoro. E a questo proposito restiamo un po' nel filone degli aiuti, andiamo a Treviso con il vescovo di Treviso che per domenica ha aperto proprio una colletta per aiutare le popolazioni in difficoltà.
Anche la comunità cristiana della diocesi di Treviso si mobilita a sostegno delle popolazioni colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria. Il vescovo Michele Tomasi ha indetto per domenica prossima, 12 febbraio, una colletta straordinaria, il ricavato della quale sarà devoluto all'aiuto alle popolazioni colpite dal sisma. È una mobilitazione di tutta la Chiesa italiana. Per la nostra diocesi ho pensato di fare subito, perché anche i primi momenti sono quelli dove c'è bisogno maggiormente. Sosteniamo l'impegno di Caritas Italiana, di Caritas Internationalis, raccogliamo nelle parrocchie quello che possiamo per aiutare per questi primi momenti e non faremo sicuramente mancare il nostro aiuto in futuro. Al momento la raccomandazione è di non recarsi nei paesi colpiti dal sisma e sostenere l'azione delle Caritas non con beni materiali ma con donazioni in denaro, che in questo momento rappresentano per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna. Un terremoto devastante che ha colpito popolazioni già martoriate da povertà e guerra. Penso alla Siria, che è in una condizione molto difficile per la guerra, per il regime che c'è lì, addirittura dobbiamo arrivare quanto prima possibile, e anche la Turchia ha bisogno del nostro aiuto. Sono nostri fratelli e non possiamo rimanere indifferenti. Ed in queste ore una preghiera ed un pensiero di vicinanza va anche ai familiari di Angelo Zen, l'imprenditore di Maerne di Martellago disperso in Turchia. La sua parrocchia rientra nella diocesi di Treviso. Siamo sicuramente vicini, la comunità cristiana lo è, lo sono io personalmente con la preghiera, e lì dove ci può essere il sostegno alla famiglia, davvero nella speranza che il tempo che passa possa ancora portarci buone notizie. Allora, siamo a Padova ora, dove per noi c'è la nostra Chiara Gaiani. Mi scuso per l'attesa. Chiara, buongiorno da Palazzo Moroni in comune con l'assessore Andrea Aragona, assessore all'urbanistica. Buongiorno, raccontaci, conferenza stampa appena conclusa se non sbaglio. Sì, Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Ringrazio Andrea Aragona, assessore alla mobilità, che ha aspettato con me il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica. È stato presentato il progetto definitivo del SIR 2, la linea del tram che collegherà i comuni di Rubano e Vigonza, una linea molto attesa dalla città. Sappiamo che i tempi sono strettissimi e tutti stanno correndo. Ecco, quali sono le principali caratteristiche, insomma, perché in questo anno circa è stato un grosso lavoro, assessore, sulla definizione di quello che è il progetto, con anche delle novità rispetto a quello che era il progetto originario, con un grande ascolto dei cittadini e con alcune modifiche che porteranno sicuramente dei miglioramenti al tracciato del SIR 2. Sì, questa è la prima parte del progetto definitivo, che in realtà sarà concluso ad aprile. Abbiamo fatto lo scorso anno un percorso di partecipazione chiamato dibattito pubblico, in cui abbiamo invitato i cittadini a dare suggerimenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica che avevamo presentato. Bene, abbiamo recepito queste istanze e abbiamo provato a introdurle quanto più possibile sul progetto, su quello che poi sarà il progetto definitivo. Ecco, andiamo a vedere alcuni tratti particolari. Per esempio, c'è una rivoluzione rispetto a quanto avete annunciato nella zona della stazione di Padova. Sì, sulla stazione abbiamo pensato sarà un anello, questo per motivi diciamo soprattutto di tipo progettuale e ingegneristici, perché gli scambi funzioneranno meglio in questa maniera, però renderanno possibile e anche più efficiente la possibilità dei diversi mezzi di andare sulle altre linee, quindi il passaggio da 3 linee di tram alle 8 linee integrate di Smart in stazione avrà il suo cuore. Inoltre sarà più semplice per il cittadino che deve andare a prendere il tram, dove passeranno pressoché tutte le 8 linee o quasi tutte le 8 linee, capire su che banchina andare a testarsi, perché se ci sono tanti mezzi è sempre un po' complicato. Con questo modo lo rendiamo più semplice. Ecco, ricordiamo che questo progetto, il SIR 2, correrà lungo tutto il comune di Rubano, partirà ai confini con Mestrino, quindi siamo quasi alla provincia di Vicenza, e sul piatto, attraverso un dialogo con il comune di Vigonza, c'è anche un allungamento quasi alla provincia di Venezia, un'idea quantomeno.
Sì, la proposta del Comune di Vigonza, che ci ha visto come dire, favorevoli, è quella di mantenere inalterato il capolinea che stiamo pensando, quindi alla stazione di Vigonza, ma allungare anche con un braccio ulteriore di circa un paio di chilometri verso est, quindi verso la provincia di Vicenza, per andare a coprire meglio tutto l'abitato fondamentalmente di Busa, e quindi di andare a prendere a monte quelle 24.000 auto che passano oggi sulla statale, che magari molte andranno a prendere il tram in futuro e dovranno però fare quella via. Con questo allungamento invece si fermeranno alle porte di Vigonza. Ecco, è davvero una rivoluzione per la viabilità e anche per il modo di vivere la città di Padova, una città che probabilmente speriamo respiri meglio, visto i grandi problemi di inquinamento, assessore di Padova. Assolutamente, che respiri e che si muova anche meglio, perché oltre all'aspetto prettamente ambientale c'è anche l'aspetto della congestione, del traffico. Il tram serve per migliorare l'ambiente e anche per migliorare la vivibilità sotto questi aspetti. Inoltre lo facciamo con i comuni confinanti con Padova, perché sappiamo benissimo che le persone in realtà si muovono al di là dei confini amministrativi, quindi non avrebbe senso fare un tram che si ferma al proprio confine, ma dobbiamo ragionare come area metropolitana. Siamo un'area metropolitana, ragioniamo d'area metropolitana. Ecco, io ringrazio Andrea Aragona. Anna, non so se hai altre domande anche da cittadina di Padova, se no da Padova, da Palazzo Moroni ti restituisco la linea. Ma Chiara, una domanda così forse un po' banale, ma insomma, vedendo quello che è accaduto per la linea invece diciamo che attraversa il quartiere di Volta Barozzo, che passa per il centro, sono pronti ad eventuali critiche e levate di scudi da parte dei cittadini, come è stato per la prima linea in questo caso, perché sappiamo che il tram è stato ostacolato, il Comune ha sempre scelto di andare avanti. Ecco, chiede se ci sono, se siete pronti a eventuali contestazioni come quelle che ci sono state per esempio e che ci sono tuttora a Volta Barozzo, e come quelle che ci sono state nella realizzazione della prima linea del tram. Noi sappiamo che un'opera del genere sicuramente andrà nel periodo dei cantieri a creare dei disagi, ma sono disagi che servono a migliorare. I disagi ci sarebbero comunque, perché la situazione sarebbe destinata a peggiorare se non si intervenisse. Quindi siamo consci, ma siamo anche forti del fatto che sappiamo, l'hanno dimostrato le elezioni, ma lo si percepisce anche al di là meramente dal voto elettorale, la città aspetta il tram e le persone che non vogliono questo mezzo sono una parte, giustamente hanno le loro opinioni, però anche a vedere il successo del Sir 1 percepiamo come in città ci sia una grande attesa, quindi sappiamo di essere sostenuti dalla popolazione in questo. Ecco, allora Anna, grazie a te e saluto i telespettatori. Da Palazzo Moroni restituisco la linea. Grazie a voi, buon lavoro ovviamente al Comune di Padova, arrivederci all'assessore Andrea Aragona. Allora, vedo collegata Marta Perrone. Marta è la referente del Veneto del referendum per l'eutanasia legale, associazione Luca Coscioni. Marta, buongiorno, grazie per esserti collegata con noi. Buongiorno, salve, grazie. Allora, intanto voglio anche ricordare ai nostri telespettatori che oggi è la giornata mondiale del malato, è una giornata molto importante e anche alla luce, di qualche modo di questa giornata vogliamo con te fare il punto sulla nuova campagna che avete attivato, raccolta firme per consentire alle persone di scegliere di essere liberi fino alla fine. Ci racconti un po'? Sì, infatti ci parliamo proprio dalla piazza. Sono al momento in Piazza delle Erbe e stiamo proprio raccogliendo delle firme. Ho qui davanti a me dei sottoscrittori. Appunto, come associazione Luca Coscioni abbiamo deciso di lanciare questa nuova campagna che ha questo slogan Liberi subito, perché l'obiettivo è di proporre un'iniziativa di legge che permetta di garantire tempi e modalità certi alle persone che fanno richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito. Quindi ci muoviamo nell'ambito di una proposta di legge regionale, quindi nell'ambito di quelle che sono le competenze della Regione in merito alla tutela della salute, ed è un'iniziativa popolare ed è questo il motivo per cui raccogliamo firme in piazza. In realtà nelle piazze di tutto il Veneto dobbiamo arrivare all'obiettivo di 7.000 firme. Ecco, allora una cosa interessante che riguarda proprio Padova è che ad esempio ora queste firme si possono raccogliere anche in comune, se non sbaglio c'è il caso del comune di Selvazzano Dentro.
Esattamente, perché queste firme devono essere sempre autenticate, quindi abbiamo sempre ai nostri banchetti un autenticatore che sia un funzionario pubblico, un avvocato oppure un consigliere, un assessore sia a livello comunale che regionale. Nel caso di Selvazzano abbiamo proprio la disponibilità di un consigliere comunale che quindi raccoglierà le firme nel suo comune, ma queste disponibilità in realtà si stanno diffondendo anche per tutta la provincia, anche a Rubano, Montegrotto, e porteremo anche, noi attivisti porteremo anche nel comune di Padova i moduli, quindi presto saranno anche disponibili le date e gli orari in cui potersi recare proprio presso gli uffici comunali di Padova per poter firmare, quindi senza la necessità di aspettare il banchetto, e rendere quindi aprire a tutte la possibilità di firmare. Senta Marta, il 9 di febbraio, oggi è l'11 ma il 9 di febbraio ci sono due date importanti, no? Che ci riportano ai casi di Eluana Englaro e DJ Fabo. Ce le vuoi in qualche modo un po' riassumere? Sì, il 9 febbraio è stata una data importante perché appunto era la data della morte di Eluana Englaro e al contempo la nascita e il compleanno di Fabiano Antoniani, due persone diverse per storia, per vissuto, anche tempi diversi ovviamente, però che ci ricordano un principio fondamentale, cioè quello del diritto di ciascuno di noi a disporre liberamente della propria vita e di autodeterminarsi in tutte le fasi della vita, comprese quelle del fine vita. Nel caso di Eluana Englaro sicuramente una battaglia portata avanti dal padre Beppino, che ci ha messo ancora più in risalto anche l'importanza delle disposizioni anticipate di trattamento, quindi del diritto che abbiamo acquisito proprio grazie anche alla battaglia di Fabiano Antoniani di poter decidere adesso che siamo in grado di intendere e di volere a quali trattamenti accedere in un futuro in cui invece potremmo non essere appunto più potremmo essere in uno stato di incoscienza. Quindi Fabiano Antoniani ci ha lasciato una grande eredità, non solo la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, ma anche la sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, attraverso la quale appunto oggi in Italia è possibile ricorrere al suicidio medicalmente assistito, ed è anche l'oggetto di questa nostra nuova campagna, cioè rendere quella sentenza effettivamente applicata nella nostra regione. Ci auguriamo poi che l'iniziativa si diffonda come già sta succedendo nelle altre regioni d'Italia. Marta, grazie. Riesci con il telefono a farci vedere il banchetto della raccolta delle firme? Non so se ce la fai, ma insomma giusto perché proprio siamo in live. Ok, ci provo, mi giro io perché vediamo se... Ecco. Eccoli là, sì. Ecco. Perfetto. Ok, Piazza delle Erbe nel cuore di Padova, grazie a Marta Perrone, referente dell'associazione Luca Coscioni, buon lavoro ovviamente a tutti voi. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci Marta. Allora, io andrei in pubblicità e poi avremo in collegamento con noi il presidente della CNA del Veneto per parlare di imprenditoria giovanile, ma non solo, c'è tutta la questione legata agli imprenditori del settore della casa con la nuova possibilità di acquisire i crediti fiscali, l'appello della CNA del Veneto. Ma prima di collegarci con Matteo Ribon andiamo in pubblicità, quindi do la linea alla regia. Prima edizione di nuovo, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Come annunciato tra poco il presidente della CNA del Veneto con noi in collegamento da remoto, ma prima apriamo nuovamente la pagina della cronaca. Ci sono state diverse notizie importanti nella giornata di ieri. La prima, quella del ragazzino bullizzato in una scuola del Veneziano e che ha reagito a questa forma tremenda di ingiustizia ingerendo 30 pastiglie di un farmaco che conteneva al suo interno del paracetamolo. Abbiamo intervistato anche uno psichiatra che ci ha raccontato una realtà agghiacciante che riguarda i giovani. Ve lo facciamo ascoltare.
Veniva sistematicamente preso in giro e isolato sia nella scuola del veneziano che frequenta che nel convitto riservato agli alunni fuori sede dove dormiva con alcuni compagni di classe. Una sofferenza e un peso enormi da sopportare per un 14enne del primo anno, tanto da ingerire 30 pastiglie di un farmaco a base di paracetamolo. È stato poi lui stesso a dire agli educatori di non sentirsi bene, quindi la corsa all'ospedale di Mestre. Fortunatamente la giovane vittima di bullismo non è in pericolo di vita. A scuola, dove sono arrivati anche esperti esterni, è stato indetto un consiglio straordinario di classe per parlare del gesto dell'adolescente che risale al 24 gennaio. Un gesto che, secondo la preside, potrebbe risalire ad un disagio precedente la frequentazione della scuola. Mirko Castelleri, uno psicologo e psicoterapeuta che ha spesso a che fare con i giovanissimi. Il tema è molto delicato. Indubbiamente è da comprendere quali siano le forme di disagio latenti in questo ragazzo e nel tessuto familiare a cui lui apparteneva, per non dimenticare poi anche il tema relazionale a scuola con i compagni. Ho la convinzione così dei primi segnali che probabilmente era la punta dell'iceberg, c'erano altri elementi che hanno condizionato il gesto estremo. Prima del tragico gesto, il 14enne era già stato spostato in un'altra stanza con altri compagni, ma la situazione a scuola rimaneva comunque difficile. 4 studenti erano stati sospesi per 10 giorni, uno addirittura a 12 per i loro comportamenti in classe, e alcuni giorni fa un professore è stato chiuso dentro l'aula da alcuni studenti, azione che ha fatto partire note collettive. Ma da dove arriva l'aggressività che oggi manifestano diversi giovani? Casteller rivela un particolare agghiacciante. Io ho pazienti che mi raccontano, adolescenti, che mi raccontano di voler sopprimere i genitori. Una volta la soppressione del genitore era una soppressione sociale, cioè ti allontani dal genitore per andare nella società contemporanea. Oggi è fisica, si immagina di ucciderli. Ma perché? Semplicemente perché hanno vissuto quei 2 anni di lockdown come una costrizione, come un sequestro di persona. Gli adulti, per salvare se stessi, questo è nelle loro menti, ci hanno chiuso in casa. Bene, noi oggi ci sentiamo legittimati a reagire in quel modo, spacchiamo tutto. Allora restiamo nel veneziano per gli scontri che ci sono stati tra gli ultra al termine della partita Treviso-Spinea. Sono arrivati i DASPO, vediamo di cosa si tratta. Prima le bombe carta, poi la carica della polizia. La polizia ha sentito caricare, la polizia di mezzi trevisani. Scontri tra ultra alla partita di ritorno nel posticipo di eccellenza Spinea Treviso, giocata mercoledì scorso allo stadio comunale Allende al villaggio dei Fiori. Ecco nelle immagini amatoriali quanto accaduto all'interno dello stadio, con la grata che divideva i spinetensi a sinistra dai trevisani a destra. Ingenti danni alla struttura da parte degli ultra ospiti hanno letteralmente devastato i bagni, come racconta il presidente del Calcio Spinea. Hanno distrutto il lavandino che avevamo appena rifatto e messo a posto, e hanno distrutto, come vede qua, bidet. E in mattinata, proprio mentre stiamo realizzando questa intervista, la nuova amara scoperta: distrutto il tubo dell'acquedotto che si trova nell'unico ingresso riservato ai tifosi trevigiani. Siamo qua con Elia, c'è acqua che ho provato qui. Divelto col tubo rotto e l'acqua che continua a perdere. Fortunatamente, con un anticipo di 20 giorni rispetto al match, la questura di Treviso aveva allertato quella di Venezia sull'alto rischio della partita. Abbiamo avuto anche noi come comune il coinvolgimento da parte della questura che tramite un sopralluogo ci ha indicato delle prescrizioni da mantenere. Motivo per il quale erano stati predisposti controlli rafforzati. Ecco in queste immagini come vengono scortati i trevigiani dai reparti mobili della Celere. Ed oggi già pronte le denunce a carico di ignoti da parte dello Spinea Calcio. E con i DASPO già pronti da parte della questura di Venezia, blindata la prossima partita di eccellenza, quella prevista per domenica 12 febbraio tra San Donà e Treviso, con la prefettura di Venezia che ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti di tutta la marca trevigiana.
Attenzione, una fuga di gas, siamo nel Vicentino, la notizia battuta dal giornale di Vicenza, è stato evacuato l'istituto Ungaretti, allarme poi rientrato verso le 10, sono stati fatti allontanare dalle aule docenti e studenti, tutto il personale in servizio della scuola per l'allarme legato ad una fuga di gas, sul posto anche i carabinieri, allarme poi fortunatamente rientrato. Torniamo adesso a Padova con la cronaca perché è stato disposto l'esame del DNA per cercare di comparare il DNA di Isabella Noventa con quello che potrà essere ricavato dalle ossa che sono state trovate a Marghera. Era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante. Paolo Noventa torna a sperare e lo fa per la madre Ofelia, morta 3 anni fa, invocando il nome di Isabella, uccisa da Freddy Sorgato con la sorella Deborah e la tabaccaia Manuela Cacco. Spera che i resti trovati lo scorso 30 gennaio in una sorta di discarica in via della Chimica Marghera siano quelli di Isabella, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La Procura di Venezia ha avviato una serie di accertamenti sulle ossa, un cranio, un femore, il bacino, alcuni resti della cassa toracica e della spina dorsale. Il DNA di questi resti sarà comparato con quello di Isabella Noventa, ma per avere i risultati ci vorranno settimane. Non solo la famiglia di Isabella spera di avere delle risposte, è l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, a ricordare che nel febbraio del 2016 sparì senza lasciare traccia dalla sua casa di Cazzago di Pianiga Florina Simeon, 24 anni. La giovane donna portava peraltro il 38 di scarpe e un paio di sneaker di quello stesso numero è stato ritrovato proprio accanto ai poveri resti in via della Chimica. Strade aperte, insomma. Intanto dal carcere Freddy Sorgato avrebbe chiesto di vedere il suo avvocato per capire se il ritrovamento dei resti possa o meno aver cambiato la sua posizione. Allora, noi ora ci colleghiamo con la nostra Marta Marangon per un collegamento direttamente da Treviso. C'è stata una conferenza stampa legata al numero di colf e badanti nel Trevigiano. Ci sono dei dati preoccupanti. Marta, a te buongiorno. Sì, buongiorno da Treviso, ci troviamo qui per parlare di un tema di grandissima attualità che è quello relativo a tutte le famiglie che hanno alle loro dipendenze colf e badanti e che da gennaio si trovano a fronteggiare un aumento del costo del lavoro che sta mettendo davvero in seria difficoltà. A porre la questione l'associazione trevigiana Noi con Voi, qui al mio fianco il presidente Pio Grollo, che ha proprio oggi lanciato un appello a tutti i parlamentari. Di che cosa si tratta? Si tratta di un appello che abbiamo lanciato ai parlamentari trevigiani affinché si facciano carico di portare a livello nazionale, a livello del Parlamento, questo tipo di problema molto forte, molto sentito dalla comunità locale, molto sentito da migliaia di famiglie nel Trevigiano, decine di migliaia a livello regionale, forse 2 milioni si calcola a livello nazionale. Ed è un problema sentito perché si colloca già in un contesto difficile di molte famiglie, è l'aumento del costo del lavoro, che in sé è previsto contrattualmente, quindi va chiaramente accettato e anzi realizzato. Però questo rappresenta un grosso problema per tante famiglie che se stesse si trovano in difficoltà, non solo nelle relazioni con l'anziano, con il bisognoso, ma anche di difficoltà dal punto di vista economico. Qual è la richiesta? Che si intervenga con un provvedimento fiscale per consentire alle famiglie di portare in detrazione e deduzione l'intero ammontare del costo del lavoro e quindi da questo punto di vista abbassare il livello fiscale a carico delle famiglie.
Ecco, qui al mio fianco anche la presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Paola Roma, perché questo tema è stato affrontato in conferenza dei sindaci con l'adesione anche dell'azienda sanitaria. Sì, ieri, il giorno 10, proprio unitamente a tutti i sindaci e all'azienda sanitaria col direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo anche noi sottoscritto questa richiesta all'unanimità votata appunto dai sindaci, proprio per sostenere l'associazione, ma soprattutto sostenere le famiglie che in provincia di Treviso vedono un numero di quasi 12.000 persone che aderiscono a questo tipo di assistenza familiare. Ovviamente quello di cui si sta parlando è sicuramente impattante, è quasi uno stipendio in più nelle mensilità che le famiglie pagano, ma soprattutto portarlo in diminuzione dall'imponibile previsto è sicuramente una misura che diventa fondamentale per ridurre quei costi che sono a carico delle famiglie. Lo ricordo perché l'assistente familiare che è a casa con le persone fragili, noi abbiamo chiesto unitamente all'associazione che questo intervento a livello governativo sia proprio rivolto nei confronti delle persone non autosufficienti e che quindi sono le più fragili, quelle su cui ovviamente pesano i costi delle famiglie che naturalmente si trovano in questa situazione particolare. È uno dei progetti con i quali stiamo lavorando già con l'associazione, ma anche con le parti dell'associazione Assindat Colf che segue le parti datoriali, anche per non entrare nell'emersione di quella parte del non previsto e quindi in quel contratti di lavoro che naturalmente creano anche una situazione di lavoro nero e contro la quale stiamo cercando di lavorare, proprio perché i nostri servizi sociali tutti i giorni con le famiglie si trovano a lavorare, e in questo aspetto anche con tutto il mondo del volontariato come l'associazione Noi con Voi, perché ricordo che a questo sono anche legati tutti quei servizi come per esempio gli sportelli che ci sono su tutti i nostri territori, collegati ovviamente a progettualità regionali. Ne ricordo una sola, che è la DIUVA, progetto regionale che va ad individuare, a dare un elenco degli assistenti familiari di tutta appunto la regione del Veneto, e che i sindaci hanno finanziato con un secondo tipo di intervento, proprio perché credono in questa tipologia di intervento, credono nella formazione, ma soprattutto nella necessità che queste persone siano all'interno delle nostre famiglie, ma abbiano anche le famiglie una tutela di un certo tipo, soprattutto per i più fragili. Ecco, tra l'altro ci troviamo anche in un momento diciamo di particolare difficoltà anche del sistema ospedaliero, ne abbiamo parlato tante volte, per la carenza dei medici, quindi c'è anche la necessità diciamo di incentivare il più possibile l'assistenza domiciliare. È proprio per questo che con appunto tutti i sindaci e con il direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo promosso questo Adiuva 2 nel quale i 3 comitati e quindi la conferenza dei sindaci intera ha investito dei soldi proprio per cercare di andare incontro a queste. Sempre di più devono essere dimesse le persone, le famiglie hanno bisogno di risposte anche per 10 giorni, ovviamente per i primi periodi di cui prendersi cura del familiare, e questo tipo di servizio che stiamo cercando di dare è affrontato anche all'interno dei piani di zona, perché per questo territorio è stato fondamentale e sarà inserito con appunto in questa programmazione che mette una pietra miliare su quello che anche il territorio sta dando come incentivo alle famiglie. Ecco, Piogrollo, si accennava alla questione del lavoro nero, perché purtroppo sappiamo bene come questo settore diciamo sia particolarmente interessato dal fenomeno, e questo aumento dei costi a carico delle famiglie potrebbe andare a ulteriormente incentivare, no, il lavoro nero. Sì, e questo è un grosso rischio che dobbiamo cercare di evitare il più possibile. A fronte di una problematica e di una realtà che sempre più dovrà misurarsi con un invecchiamento della popolazione, con un cambiamento degli stili di vita, con un cambiamento delle famiglie. E allora di fronte a questo è chiaro che bisogna agire in maniera strutturale, non è solo un problema del quotidiano, dell'aumento di questo periodo. È un problema strutturale che va affrontato nella sua complessità. E allora io sono particolarmente felice che la conferenza dei sindaci abbia da questo punto di vista appoggiato questa nostra mozione, questo nostro appello, perché è proprio il vero senso di un territorio che si mobilita, è un territorio che si rimette in discussione rispetto a quello che è un passato che non ritornerà, quel tipo di famiglie, quel tipo di situazione, ed è invece uno sforzo, un tentativo di guardare al futuro. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, è un aspetto importante. Il futuro non può essere il lavoro nero, il futuro deve essere un lavoro serio, un lavoro seriamente retribuito, fatto con persone che hanno le giuste competenze.
E peraltro a livello trevigiano, a livello locale, deve crescere una cultura dell'accoglienza, dell'integrazione, del relazionarsi con mondi diversi, con mondi nuovi, con situazioni assolutamente imprevedibili 20, 30, 50 anni fa. Ecco, noi pensiamo che oggi abbiamo fatto un piccolo passo. Io ringrazio veramente la Presidente dei Sindaci, perché questo piccolo primo passo è però un passo fondamentale, è un passo che rafforza quella collaborazione alla quale peraltro lei faceva riferimento. E da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Marta Marangon. Vedo già collegato il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribona. Buongiorno Matteo, grazie per averci atteso. Ha visto, sono tanti temi che entrano di prepotenza, no? Poi nell'attualità quotidiana del nostro Veneto, ma non solo. E allora segretario, io vorrei partire con lei buongiorno intanto, vorrei partire con lei da un dato, quello legato alle imprese giovanili, cioè stiamo parlando tanto di ragazzi, i nostri giovani, prima abbiamo raccontato del caso del giovane bullizzato, ma oggi pensiamo agli artigiani di domani. Nelle imprese artigiane del Veneto solo l'11% è formato da giovani imprenditori. Secondo lei questo 11% è una percentuale troppo bassa? Guardi, se vogliamo guardare al futuro è sicuramente bassa, perché l'11% è rappresentato da 46.000 imprese su circa 420.000 imprese che ci sono nel Veneto, e rispetto ad altre regioni, che sì è vero che magari hanno popolazione più numerose, tipo la Lombardia, ma se ci confrontiamo anche con altre regioni del sud Italia, la percentuale veneta attualmente è troppo bassa. E dovremmo pensare come rimettere in moto un meccanismo che ha fatto grande questo territorio per molti anni, che è quello della voglia di intraprendere. E la voglia di intraprendere non è una cosa che si crea, diciamo, con una bacchetta magica. Bisogna mettere in fila una serie di condizioni che possono aiutarla. Senta Matteo, c'è un altro dato che trovo interessante che vorrei condividere con i nostri telespettatori. Questo 11% in soldoni sono 46.291 imprese. Di queste 11.000 e rotte, 11.700 sono imprese femminili, 11.024, quindi siamo lì, sono imprese capitanate da stranieri. Quindi di queste 46.000 alle donne vanno solo 11.000 e poi ci sono gli stranieri che stanno iniziando a partecipare attivamente anche proprio al meccanismo imprenditoriale della nostra società. Ma insomma il numero di imprese femminili è assolutamente inferiore rispetto al totale, no? Come lo possiamo giudicare questo dato? Perché è ancora così difficile fare impresa per una donna oggi? Guardi, perché in realtà il meccanismo è quello di riuscire a conciliare aspettative, uno schema di vita che è ancora, diciamo, soprattutto nei carichi familiari, spostato su un carico maggiore nel campo femminile, e uno schema per il quale a volte buttarsi in un'impresa, un'attività imprenditoriale non è così semplice come dicevo prima. Allora qui l'idea che dobbiamo, e dall'altro punto di vista anche lo schema che riguarda gli stranieri è legato a fenomeni momentanei. Adesso noi abbiamo vissuto un periodo diciamo di fermo da parte della crescita dell'imprenditoria straniera durante il periodo del Covid, e questo deve anche farci pensare a come possiamo attrarre nuove figure che possono venire nel nostro territorio e pensare anche ad altri paesi, insomma, di costruire un'attività imprenditoriale. Penso che sia tutto legato, cioè donne, giovani e anche la componente straniera hanno bisogno di trovare un terreno fertile, e per lavorare su questo terreno fertile dobbiamo mettere insieme una serie di azioni di sistema che purtroppo fino adesso un po' erano state lasciate alla buona volontà e alla vivacità del territorio. Adesso, per tutta una serie di condizioni internazionali, ma anche territoriali, perché comunque anche a livello territoriale sta cambiando molto anche il tessuto,
dobbiamo riuscire a creare una serie di relazioni che consentano non solo di rendere più facile la burocrazia e fare in modo che uno che vuole aprire un'impresa non abbia 200 ostacoli da superare, ma anche un territorio che è più interconnesso, dove le infrastrutture sono più facili rispetto al contesto europeo, dove esistono dei elementi di digitalizzazione più spinta. Cioè, queste sono le cose che uno che deve aprire un'impresa valuta nel momento nel quale deve decidere di creare una struttura a medio e lungo termine. Senta, ma poi c'è anche il tema un po' del credito, no? Perché magari i giovani possono anche avere buone idee, ma bisogna sostenerli, no? Bisogna dar loro una mano. Come siamo messi da questo punto di vista? Da questo punto di vista siamo messi male, perché l'accesso al credito è ancora legato a uno schema che prevede una necessaria garanzia dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche dei pregressi del futuro imprenditore. E questa garanzia non aiuta sicuramente chi non è ancora strutturato e non può, diciamo, mettere sul piatto degli elementi anche immobiliari che possono essere a garanzia dell'accesso al credito. Su questo credo che debba intervenire l'istituzione regionale, in parte l'ha fatto, ma adesso con una nuova programmazione europea può sicuramente fare un investimento maggiore per dare finanziamenti a tasso zero controgarantiti e anche una parte di fondo perduto, che sono un combinato disposto che in qualche maniera può aiutare la nascita e il supporto delle nuove imprese. Guardate che dal punto di vista poi degli investimenti, le nuove imprese sono sicuramente vivaci. Nel momento in cui si decide di aprire un'attività, non è vero che aprono solamente nuove imprese nel campo digitale, dove gli strumenti materiali in qualche maniera di investimento sono minori, perché se vediamo il settore ad esempio che sta trainando la nascita di nuove imprese è tutta la filiera dell'agroalimentare, e qui sono necessari degli investimenti. Quindi nel momento nel quale dall'agricoltura all'artigianato fino ad arrivare alla ristorazione o comunque all'attività di consumo, è necessario impiantare degli investimenti, dobbiamo trovare anche gli strumenti che cerchino in qualche maniera di supportarli. Quindi una propensione anche su settori nuovi, nel senso che magari hanno un'evoluzione, c'è, ma è necessario trovare gli strumenti per aiutarli. Credo che una riflessione più ampia va fatta anche utilizzando i fondi europei. A proposito, i fondi europei sono davvero la nostra manna dal cielo, no? Da quando abbiamo iniziato a parlare di PNRR abbiamo visto i soldi arrivare, ma insomma siamo ancora un po' in attesa di vedere poi quali sono le effettive ricadute sul territorio, quindi è ancora un tempo forse un po' sospeso. Voglio sempre condividere con i telespettatori un dato che avete sottolineato voi proprio come CNA del Veneto, la ricerca di Unioncamere del Veneto fatta alla fine del 2022, che va in qualche modo a raccontare che oggi un giovane veneto su 3 vorrebbe fare l'imprenditore, ovvero un giovane veneto su 3 vorrebbe avere comunque un lavoro autonomo. E questo ce lo racconta anche il grande numero di dimissioni che ci sono state dai posti di lavoro anche fissi dopo il Covid. Quindi ecco, è un dato interessante, perché vediamo quali sono le aspirazioni, no, dei giovani, ma che poi insomma fanno fatica a essere messe a terra nel concreto. E qui rimane un po' una tendenza anche dell'essenza veneta, cioè la capacità e la voglia di essere autonomi, di gestire il proprio tempo e la propria crescita. Questo elemento è rimasto, ma è cresciuto molto purtroppo anche la propensione ad andare all'estero, in qualche maniera a realizzarsi in un territorio distante da quello della nascita e dei percorsi di studi, che è un elemento di novità. Quindi diciamo che il fatto che ci siano un terzo di giovani che vogliono intraprendere è una cosa molto positiva, però molto spesso hanno questa propensione anche a un'esperienza al di fuori, che però non necessariamente prevede poi un ritorno e un radicamento nel nostro territorio. Allora da questo punto di vista qui dobbiamo codificare sempre meglio e aiutare i giovani ad avere informazioni e competenze manageriali per aprire un'impresa. Cioè non dobbiamo tornare a una vivacità che è legata solamente alle buone intenzioni senza una preparazione adeguata, anche perché stare sul mercato adesso
e con tutte le normative che ne conseguono, bisogna essere strutturati in termini di conoscenza e di capacità. Però dobbiamo anche fare in modo che ci sia la voglia di rimanere nel nostro territorio a sviluppare l'attività, perché il territorio ha bisogno di nuove forze. Ci sono troppe imprese che stanno arrivando a un'età avanzata dei titolari e su cui il passaggio generazionale è un grandissimo elemento, un grandissimo punto di domanda, e su questo prima la nostra associazione, ma anche tutto il tessuto istituzionale si sta cercando di interrogare per trovare anche qualche supporto concreto, perché sapete bene che forse non abbiamo bisogno di tante nuove imprese, ma di una integrazione tra le imprese esistenti e nuove forme di imprenditoria. Quindi bisogna trovare una miscela che non guarda solo il numero, ma che rafforza anche il tessuto nei passaggi generazionali. Questa è una riflessione molto interessante, è il futuro, no? Evidentemente, giustamente lei dice non abbiamo bisogno di nuove imprese. Non abbiamo bisogno, allora, abbiamo bisogno anche di questo, però non dobbiamo guardare solo il numero, dobbiamo capire come le integriamo in questo tessuto. Guardi, la forza della locomotiva del Nord-Est che il Veneto ha sempre rappresentato è stata anche in una capacità di rinnovarsi e di fare in modo che persone che magari hanno svolto attività lavorative nei contesti di dipendente ad un certo punto decidano di costruire un'attività per lavorare in un mercato, ma costruendo una propria identità. Allora, da questo punto di vista qui era un tessuto in fortissimo movimento, dove non c'era più un problema di occupazione o della difficoltà di avere un periodo vuoto per passare da un'azienda all'altra o da una dinamica dipendente a una dinamica indipendente. Questa cosa qui la si faceva perché c'era una prospettiva, perché si vedeva che l'economia tirava e questo poteva in qualche maniera aiutare tutti. Ecco, credo che dopo quello che abbiamo passato dobbiamo riprovare a indirizzare, e questa cosa qui non può essere fatta sulle spalle del singolo, ma deve essere fatta collettivamente. Il compito nostro è quello di lavorare anche con la politica, con le istituzioni, perché questo fermento si riproponga e aiuti le giovani generazioni a credere nel Veneto. Senta, un tema di ovviamente grandissima attualità, mettiamo un po' a terra le riflessioni di questi ultimi giorni, vorrei parlare al volo, abbiamo veramente pochi minuti, ma il tema dei crediti fiscali, no? I crediti giacenti nei cassetti fiscali delle imprese, stiamo parlando del bonus 110, imprese che lavorano nel comparto casa. CNA ha fatto l'appello anche alla Regione Veneto perché acquisti questi crediti fiscali come possono fare gli enti locali, brevemente, perché sì. Guardi, la provincia di Treviso ha avuto un'intuizione, nel senso ha esplorato una possibilità che è quella di acquisire crediti fiscali e con un bando ha fatto in modo che il sistema bancario o comunque chi in questo momento detiene dei crediti sia in grado di cederli alla provincia per compensarli, e questo potrebbe liberare anche la possibilità di questi enti di riaprire il mercato dei crediti. Allora qui è il tema. Noi abbiamo 500 milioni e circa 500 milioni di crediti in questo momento sono fermi e circa 5.000 imprese che si trovano in una situazione di difficoltà. Se riusciamo a sbloccare questa coda del super bonus, che non aggiungerei molto, ma insomma l'abbiamo parlato tante volte, è stata una grandissima opportunità, ma ha creato anche tantissimi elementi di confusione e problematica, potremmo liberare spazi per riattivare un mercato del credito, perché il tema non è solo il super bonus, ma sono tutti i crediti fiscali, e quindi è un meccanismo che in realtà è un errore bloccarlo, perché consente di dare una certa vivacità che non potrebbe essere possibile nei soggetti che non detengono una grosse risorse economiche per poter fare delle operazioni. Allora, questa cosa qui deve essere una cosa che abbiamo visto, è lanciata la provincia di Treviso, cominciano a muoversi anche altre regioni nel nostro panorama, potrebbero farlo molti enti locali che hanno diversa tassazione, cioè diverse tassazioni, diverse capienze per
poter compensare, pensiamo solo insomma ai dipendenti piuttosto che a tutta una serie di situazioni che possono essere compensate. Ecco, per quello la Regione Veneto, però io mi concentrerei prima sul sistema bancario, con l'intervento, cioè con la richiesta esplicita da parte della Regione, in questo caso, di liberare spazio per nuovi crediti, perché questo elemento, cioè non dobbiamo solamente risolvere la situazione di quello che le strutture hanno in pancia, ma anche cercare di riaprire questo mercato. Grazie segretario per essere stato con noi, ovviamente buon weekend anche a lei e buon lavoro a tutte le aziende che in qualche modo con la sua presenza lei oggi ha rappresentato. Arrivederci. Arrivederci. Allora andiamo in pubblicità, pochi secondi, linea alla regia, poi con noi in collegamento Giacomo Possamai per il Partito Democratico, Alberto Villanova per la Lega, Guido Lin per il Movimento 5 Stelle. Quindi apriamo un dibattito politico a partire dall'elezione del segretario provinciale della Lega domani a Treviso, le elezioni, le regionali in Lombardia e tante altre questioni importanti. A tra poco. Eccoci ben ritrovati, prima edizione, come promesso a brevissimo il nostro dibattito politico, tanti i temi su cui ragioneremo, oltre a commentare anche le notizie di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma intanto diamo la linea a Paolo Zabeo, CGA di Mestre, per le loro consuete indagini. Questa volta parliamo di attese per accedere agli sportelli pubblici, vediamo che calcoli hanno fatto. Sebbene la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione veneta sia buona, registriamo un utilizzo ancora insufficiente delle tecnologie digitali. Solo un ente locale su 3 consente agli utenti di completare online le pratiche amministrative e, se richiesto, di effettuare il pagamento via web. Pertanto la digitalizzazione, lo scambio efficiente dei dati tra le strutture pubbliche e la standardizzazione delle procedure sono gli ingredienti fondamentali per favorire una vera innovazione della nostra macchina statale. Eccoci, allora Alberto Villanova, Lega, buongiorno, ben ritrovato in collegamento. Partiamo con te, stiamo ancora in attesa di aver collegati i tuoi colleghi, intanto buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, insomma, domani a Treviso si vota per eleggere il nuovo segretario. Abbiamo visto quello che è accaduto per l'elezione del segretario del Padovano, no? Questo, sostanzialmente lo sfidante non ha in qualche modo accettato l'esito del voto. Questa volta è una corsa a 3. Secondo te c'è questo rischio anche qui che si creino tensioni così grandi come quelle che si sono create a Padova? Beh, logicamente ogni congresso porta con sé un po' di tensione dal punto di vista di quella che è l'elezione di un segretario, soprattutto dopo tanto tempo in cui la nostra segreteria provinciale è stata commissariata, ricordo il commissariamento prima di Ciambetti e dopo di Boff per diversi anni, quindi penso sia anche normale e fisiologico che ci sia un po' di tensione. Ecco, la cosa importante è che una volta finita la votazione, domani sera quando avremo i risultati dell'elezione, si riparta uniti e che il segretario eletto sia il segretario di tutta la Lega trevigiana. Ecco, questo deve essere un punto di partenza. Penso che il territorio e il nostro partito sul territorio abbia bisogno di un'unità di intenti e anche un'unità di quello che può essere la battaglia politica che dobbiamo condurre nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi sicuramente sì, un po' di tensione c'è, è inevitabile. Abbiamo 3 candidati che comunque hanno grande esperienza tutti quanti e rappresentano comunque una larga fascia di quello che sono i nostri militanti e adesso vedremo cosa succederà domani. Senta Alberto, noi abbiamo ovviamente intervistato tutti e 3 i candidati e ti farei sentire le parole di Riccardo Barbisana, poi ti facciamo sentire anche quelle di Dussin, giusto per cogliere alcuni dati che vorrei commentare con te. Partiamo con Riccardo Barbisana.
Quando mi sono candidato ho cercato di parlare con tutti per unire il più possibile le anime della Lega, e intorno alla mia candidatura, se era possibile, si vede che non l'ho convinto a sufficienza. Non lo dichiara apertamente, ma la partita per il nuovo segretario della Lega trevigiana potrebbe rivelarsi una corsa a due, la sua con la sua storia nei banchi del Consiglio Comunale del capoluogo e quella di Dimitri Coin, da consigliere comunale di Morgano a deputato. In questo caso i banchi sono quelli di Montecitorio. Chi conosce bene il retroscena della competizione tutta in casa Lega racconta del grande potere dei segretari di sezione che negli ultimi mesi avrebbero fatto carte false pur di favorire i loro prediletti. Barbisan chiosa e allontana ogni possibile polemica. C'è la solita tensione, insomma, tra militanti, tra candidati, però anche, insomma, è bello vedere molti militanti partecipare, sapere che moltissimi ci tengono a venire domenica al congresso, e c'è la classica animosità di un congresso però all'interno delle regole. Chiamerò le persone che più mi sono state vicine. Barbisan si prepara al rush finale. Alla fine chiunque vinca dovrà andare dagli altri per cercare di avere una maggioranza in direttivo provinciale, no? E questo ci aiuterà, volenti o nolenti, a fare pace tra tutti. Che cosa è la differenza dagli altri? Beh, che non ho un approccio pro questo o pro quello, pro Zaia o pro Salvini, o anti Zaia o contro Salvini. Cerco di avere un approccio pragmatico. Credo che il congresso provinciale non sia un'anticipazione del congresso federale. Dobbiamo solo scegliere il miglior segretario provinciale per la Lega di Treviso, solo, ma non è poco. Certo è che domenica l'esito delle urne decreterà inevitabilmente il peso della leadership che Giampaolo Gobbo, padre della candidatura di Coin, ha ancora all'interno del partito. Io volevo commentare con te, Alberto, questa frase, no? Che il congresso provinciale non deve essere un'anticipazione del congresso federale. No, beh, assolutamente, cioè il congresso provinciale riguarda un territorio specifico, però su questo sono d'accordo, un territorio che è molto importante per la Lega, e qui si intende tutta la Lega a livello nazionale, perché la Lega trevigiana sappiamo che ha un peso specifico notevole per quella che è la sua storia e insomma anche per quello che rappresenta nel nostro partito. Io credo che il prossimo segretario dovrà prima di tutto riunire le varie anime che si stanno scontrando in questa fase congressuale, questo è giustissimo, ma soprattutto dovrà portare avanti quelle che sono delle battaglie storiche legate all'identità del territorio. Chiunque sarà il segretario deve riprendere in mano la bandiera con il nostro leone e portarla avanti in maniera molto molto decisa e tornare sul territorio, tornare ad attivare le sezioni che sono state, diciamo, messe un po' in quiescenza per quello che riguarda anche questi 2 anni quasi 3 anni di Covid, un periodo che noi abbiamo sofferto particolarmente perché ci ha impedito di riunire i nostri militanti, riunire le sezioni, le circoscrizioni. Cioè, bisogna ripartire dal territorio, bisogna ripartire ad interpretare quelli che sono i bisogni delle famiglie trevigiane e venete e le aziende, no? Le nostre aziende, il nostro lavoro, quelli che sono i temi sempre cari al nostro partito e che devono essere portati avanti con grande energia. Questo deve fare un segretario. Dopodiché è vero, questo non è un antipasto di nessun'altra elezione, è una partita a sé, importante perché la Lega trevigiana è importante. Beh, esatto, no? Anche qui volevo arrivare, no? È un congresso diverso rispetto a quello di Padova, proprio perché insomma la Lega ha un grande cuore proprio nella marca trevigiana e lo è insomma un grande esempio anche l'alta percentuale con cui il sindaco di Treviso, ad esempio Mario Conte, è stato eletto. Ti faccio sentire invece adesso quello che ha detto Dussin, lo sfidante della corsa a 3, perché invece lui ha puntato un po' l'attenzione su un altro tema, ovvero quello che in qualche modo sembra dividere la Lega Veneta da quella lombarda. Senti. Rappresentante del folto Carroccio Castellano e convinto portatore di un messaggio di rinnovamento dopo il disastroso 25 settembre leghista, Luciano Dussin, in corsa per la segreteria provinciale, punta a smuovere quei militanti stanchi di vedere la Lega Veneta sottostare ai desiderata Lombardi, e i livelli su cui dare un'impronta di cambiamento sono 2. Abbiamo bisogno di rimettere insieme le sezioni, le circoscrizioni, di avere una sede provinciale più aperta, disponibile, di creare meno disagi con i tesseramenti e via via, ma questo è un po' comune tra i candidati. L'altro ruolo per il quale mi rendo disponibile è quello di ricominciare a far politica.
Tornare ai temi dell'origine, alle questioni territoriali, dice Dussin, smettere di farne puntualmente una questione di nomi e correnti. Il nuovo segretario dovrà dare questa linea. A me interesserebbe avere una segreteria provinciale che influisce sulla prossima segreteria regionale della Liga Veneta per mandare messaggi costruttivi ma molto chiari ed interpreti dell'esito delle votazioni a quelli che operano in via Bellerio. Nella sfida per la segreteria che lo vede opposto a Dimitri Coin e Riccardo Barbisan, la strada giusta per l'ex sindaco di Castelfranco ed ex parlamentare è quella di ridare voce ai militanti e alle loro aspettative. Ma io sono convinto che la gran parte dei nostri militanti è propensa a lanciare un messaggio di forte cambiamento. Non deve più succedere che ci facciamo prendere in giro dai grillini di turno che ci portano via reddito di cittadinanza e ci lasciano col cerino in mano. Noi vogliamo essere determinati. Ecco, si coglie, no, un po' una sfumatura diversa nella dialettica di Dussin. Cosa ne pensi, Alberto? Alcune differenze dal punto di vista dell'approccio e del messaggio ci sono. Dopodiché questi sono dei temi comunque penso che siano tatuati sulla pelle di qualsiasi leghista trevigiano. Il fatto di avere una grande considerazione per il proprio territorio, per quelle che sono le istanze del territorio. Noi siamo autonomisti fino al midollo e questa autonomia ovviamente viene fuori in tutte le questioni. Pensiamo che comunque ogni territorio abbia il dovere di essere rappresentato al meglio e quindi anche quelle che sono le istanze del territorio trevigiano e veneto giustamente devono essere prese in considerazione. Il nostro partito ha vissuto, come dicevo prima, un periodo di commissariamento a tutti i livelli. Adesso finalmente è arrivata la fase congressuale e io immagino che i segretari, una volta eletti, una volta che avranno il peso dei militanti, dell'appoggio dei militanti, immagino che porteranno avanti quelle che saranno le istanze venete. Sì. Questo penso sia più che normale. Senti, questo commissariamento pensi possa avere anche un peso sull'esito delle urne in Lombardia, le regionali in Lombardia? Come dire, quota che porteranno in dote gli alleati del centrodestra? Ma io credo che comunque la partita lombarda sia molto delicata, nel senso che comunque ha poco più di 100 giorni dall'insediamento del governo Meloni, darà un po' lo stato di salute per quello che riguarda l'attività del governo e anche l'apprezzamento dei vari partiti. Pur essendo comunque un'elezione locale, regionale, ha una valenza politica indubbiamente molto, molto importante. È un banco di prova anche per il nostro partito per capire lo stato di salute e come sempre quando gli elettori si esprimono danno sempre dei messaggi chiari, come hanno fatto il 25 settembre dove ci hanno indicato che qualcosa stavamo sbagliando sicuramente, è giusto fare mea culpa. Immagino che anche queste elezioni regionali daranno una via, ci daranno comunque un messaggio sul capire se abbiamo imboccato una via giusta oppure se va corretto il tiro. Penso che tutti quanti i responsabili che ha incarichi nel partito o comunque responsabilità nel partito sappia intercettare molto bene questi messaggi e dopo adottare quella che sarà la linea di governo nei prossimi mesi. Saluto e ringrazio Giacomo Possamai, Partito Democratico, Barbara Guidolina, Movimento 5 Stelle, ce l'abbiamo fatta, grazie per essere con noi. Allora ovviamente passo subito la palla a voi, parto da te Giacomo perché appunto abbiamo parlato dell'elezione del segretario della Lega per la corsa a 3 che ci sarà domani nel Trevigiano e adesso abbiamo toccato il tema delle regionali in Lombardia, si vota questo weekend, tra l'altro anche qui una tripletta dove il Partito Democratico ha fatto una scelta importante. Come andrà? Non vi sento. Non ci senti? Non ci senti? Ok. Allora adesso chiedo alla regia, proviamo a sentire Possamai, passo a Barbara. Barbara, sono da te allora. Proviamo intanto a fare un commento sulle regionali che ci saranno in Lombardia e che cosa ci si attende, vi attendete anche voi da questa elezione, cioè che tipo di banco di prova potrebbe essere anche per il Movimento 5 Stelle? Guardi, allora, come voi ben sapete, in Lombardia appunto abbiamo fatto la scelta di correre insieme con l'opzione PD e questo per noi insomma può essere un'opportunità per cercare di cambiare pagina della regione. Sicuramente la cosa su cui non abbiamo
insomma non siamo scesi a compromessi, è il programma. Se in Lombardia corriamo con il PD è perché c'è stata una condivisione a monte del programma che ci vede insomma concordi su tutto, e quindi corriamo insieme. Ecco, il programma è la nostra base di tutto. Ma questo potrebbe essere veramente un banco di prova, no? Questo, dopo le grandi tensioni che ci sono state evidenti tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, insomma mi vengono in mente anche le regionali del Veneto, dove la roccaforte del centrodestra è sempre stata molto difficile da scalfire. Guarda, io più che un banco di prova per Movimento 5 Stelle e PD, credo che sia un banco di prova per i cittadini lombardi. Resto sempre un po' esterrefatta quando sento parlare di riconferma di Fontana, perché è sotto gli occhi di tutti la mala gestione del periodo Covid e soprattutto anche la gestione della sanità negli ultimi 20 anni. Insomma, penso che la Lombardia rappresenti proprio quello che non dovrebbe più essere la nostra sanità pubblica. In Lombardia ci sono più del 90% delle RSA private. C'è una privatizzazione spinta di quella che è la sanità, quindi secondo me se i cittadini hanno compreso questo, che questo modello non funziona, troveranno la coalizione del PD e del Movimento 5 Stelle delle forze che comunque vogliono cambiare questo tipo di approccio. Allora, hai toccato il tema della sanità e poi chiederò anche a te, come a tutti gli altri ovviamente, così un commento sul rinvio a giudizio dell'ex DG di Azienda Zero, tutto il tema della questione dei tamponi rapidi, la notizia insomma di ieri, Rigoli e Simeonato. Però Possamai, chiedo a te, ben ritrovato, tutto ok con l'audio? Perfetto. Allora chiedo anche a te, no, il banco di prova delle regionali per la Lombardia, dove per la prima volta dopo tante difficoltà Movimento 5 Stelle e Partito Democratico iniziano a ragionare insieme. Sì, sono due banchi di prova, nel senso che è un banco di prova al Lazio, un banco di prova la Lombardia, con alleanze e situazioni diverse. Devo dire, poi ne parleremo lunedì, risultati ottenuti, diciamo così, alla luce di come andrà, ma che la cosa che un po' ancora una volta mi preoccupa è che non si sia riusciti ad avere un'unità, un'alleanza larga, e che quindi il rischio è che sia in Lombardia sia in Lazio possa vincere il centrodestra, anche se soprattutto in Lazio i sondaggi danno i candidati abbastanza vicini. Detto questo, io ho grande rispetto dei cittadini lombardi, nel senso che poi chiaramente il voto è sovrano. Che Fontana sia stato ricandidato, diciamo così, malgrado tutto e anche con scarsissima convinzione dai partiti di centrodestra, in particolare dal suo, penso naturalmente alla Lega, non è mica, cioè non è un mistero e non è un pensiero così generico, ma è frutto di dichiarazioni sui giornali che fino all'autunno inoltrato sono state date da esponenti dei partiti di centrodestra, dopodiché era l'uscente, quindi a un certo punto hanno dovuto rimetterli in pista. Che la Lombardia, purtroppo, perché è una grande regione italiana, ma per esempio sulla vicenda del Covid e in particolare nella prima parte sia stata in assoluto quella che più è andata in difficoltà, e ovviamente non mi riferisco all'incidenza della pandemia, che chiaramente non dipende da chi governa, ma alla gestione ospedaliera e sanitaria, che è stata oggettivamente terribile in quella regione, e che soprattutto è stata frutto di un modello, penso insomma un modello che ha da sempre favorito il privato. Il 50% della sanità in Lombardia è sanità gestita da privati, che evidentemente di fronte al Covid ha dimostrato ancora una volta come invece la difesa della sanità pubblica sia una necessità, una priorità, e lo vediamo anche oggi in Veneto, in cui i cittadini con forza chiedono che prima di tutto delle risorse nelle casse pubbliche ci sono, vengano destinate alla sanità. Villanova, a questo proposito non posso non chiederle, secondo lei, una riflessione sulla riconferma di Fontana, anche alla luce insomma poi delle evidenze che ci sono state? Ma io sinceramente, quando sento fare certi commenti sull'emergenza Covid, stiamo parlando...
la regione più colpita in assoluto nella prima ondata, quando nessuno sapeva ancora cosa stavamo affrontando, nessuno, perché dopo è logico che è facile fare i grandi professori quando i giochi sono fatti, soprattutto magari chi aveva responsabilità di governo e aveva come commissario Arcuri, che era quello che ci ricordiamo insomma cosa sta combinando, che se non sbaglio è anche sotto inchiesta per mascherine, ventilatori, o che voleva fare le primule per le vaccinazioni, vi ricordate? Quindi sinceramente domani e lunedì si esprimeranno gli elettori in Lombardia, potranno votare e vedremo cosa ne pensano gli elettori, che alla fine sono quelli che decidono, perché io capisco lo stupore per la ricandidatura di Fontana, ma vedremo cosa decideranno gli elettori, accetteremo quello che è l'esito delle elezioni libere e democratiche come sempre. Sono gli elettori che comandano chi andrà a governare. Se riterranno che Fontana ha lavorato male, lo lasceranno a casa; se invece, come penso io, approveranno il suo operato e l'operato della sua giunta, tornerà ad essere governatore per il secondo mandato. Ovviamente molto semplice. non mancheremo di fare un dibattito fotocopia ovviamente lunedì nelle dirette per commentare i vari esiti che ci saranno, ma visto che avete in qualche modo un po' aperto il tema della sanità, chiedo a tutti un commento sul rinvio a giudizio di Rigoli e Simeonato, inchiesta tamponi rapidi. Abbiamo sentito anche cosa ha detto Crisanti ha detto: io ho fatto un esposto, volevo che la procura valutasse i fatti, non era un esposto emotivo personale nei confronti di queste persone. Parto da te, Barbara. Sì, sicuramente per quanto riguarda l'esposto fatto da Crisanti, insomma, la magistratura farà il suo corso e poi deciderà insomma, se ci sono delle colpe. Però allora, io credo che in Veneto si sia creato un clima in cui denunciare qualcosa che non va, che magari può sfuggire a chi governa, insomma, sia esso in sanità ma anche a livello di inquinamenti ambientali, eccetera, eccetera, sia diventato quasi una colpa. Cioè non si può permettere di dire qualcosa di diverso rispetto a quello che esce dalla regione. Ecco, io credo che una persona come Crisanti, insomma, che ha avuto un'incidenza molto rilevante all'inizio della pandemia, quando ci ha un po' salvato, diciamo, in Veneto, acquistando i famosi allergeni in anticipo. Ecco, vada anche ascoltata con un po' di umiltà, cercando di capire cosa si sta dicendo. Questo atteggiamento di colpevolizzare sempre chi dice qualcosa di diverso, io veramente non lo capisco, non lo comprendo. Quindi spero veramente che la magistratura faccia il suo corso e credo che insomma, le persone vadano ascoltate, tanto più se di spessore come Crisanti. Possa mai. Scusate, avevo messo muto. Rispetto a quello che diceva... Se l'aspettava questo rinvio a giudizio intanto? Allora, io sono sempre stato della scuola che i magistrati fanno i magistrati, i politici fanno i politici, quindi diciamo così, non me l'aspettavo e neanche me l'aspettavo, semplicemente aspettavo di guardare quello che sarebbe capitato. È evidente che è un rinvio a giudizio, cioè non è una sentenza di condanna, ma che evidentemente il magistrato ha ritenuto che ci fossero elementi sufficientemente fondati da portare a processo quelli che prima erano gli indagati, oggi diventano gli imputati, e quindi da questo punto di vista è chiaro che perlomeno l'esposto aveva delle basi concrete. Bisogna vedere se aveva delle basi concrete, nel senso che deve essere approfondito e con l'approfondimento si capisce che in realtà non c'è reato, oppure se invece sono stati commessi reati. Io su questo sono sempre molto attento e rispettoso. Poi tra l'altro, adesso Villanova faccio rispondere anche a te, attenzione, perché la data di inizio del processo è stata fissata tra un anno, no? Quindi anche questo, prego Posamai. No, volevo solo integrare, nel senso che c'è un aspetto relativo a, diciamo così, all'aspetto giuridico e quindi poi alla verità processuale in questo caso, perché un processo sarà. A fianco a questo c'è un tema politico. Sul tema politico già tante volte ci siamo scontrati con il capogruppo Villanova sull'utilizzo di quei tamponi in Veneto, che noi abbiamo sempre detto che dal nostro punto di vista era stato sbagliato, eccessivo, usato in momenti e in termini impropri, e su questo la valutazione politica e la valutazione quindi
politica dal mio punto di vista e anche di alcuni tecnici che su questo hanno detto parole molto chiare e molto nette. Oggi si può raccontare che Crisanti è un politico, dopodiché uno che fino a ieri faceva un altro mestiere resta pur sempre un tecnico, quindi che le valutazioni tecniche di alcuni esperti fossero assolutamente diverse, che quindi probabilmente anche la Regione Veneto su questo fronte abbia commesso degli errori, questo è un altro paio di maniche, questo lo decidono i magistrati, su questo discute la politica e da questo punto di vista continuiamo a pensare che in Veneto si siano fatti degli errori. Villanova. Potrei andare avanti 2 ore adesso. Immaginiamo. Perché vede, ieri sera ero in collegamento col vostro direttore, no? Che ha fatto vedere l'intervista a Crisanti e nell'intervista si vedeva lui con la bandiera del PD dietro. Ok, allora io mi chiedo con che grado di obiettività possiamo accettare quelle che sono delle dichiarazioni di una persona che ci deve spiegare se sta parlando diciamo con i vestiti da scienziato, da professore oppure da senatore del PD. Perché allora capite, nel momento in cui gli dice io non ho voluto fare un esposto contro Rigoli, guarda caso colui che ha preso il suo posto nella direzione delle microbiologie del Veneto, no, non era la mia intenzione, assolutamente no, però guardi, ci sono talmente tante cose che non tornano. Ad esempio, ho appena sentito il collega Possamai dire che loro contestano il modo in cui sono usati i tamponi rapidi in Veneto. Allora, mi devono spiegare, ma dal punto di vista anche scientifico, come mai gli stessi tamponi che noi abbiamo usato in Veneto, e ricordo che abbiamo usato i tamponi molecolari sempre e comunque fino a saturare quella che era la potenzialità di 23.000 tamponi al giorno dei molecolari, solo che con i tamponi rapidi ne abbiamo potuti aggiungere altri 100-120.000 al giorno, ok? Mi si deve spiegare come mai gli stessi identici tamponi, tra l'altro anche della Abbott, quelli che vengono criticati da Crisanti, sono stati usati dai governi dove il PD era dentro, col governo Conte 2 e col governo Draghi. Perché allora se i tamponi rapidi non vanno bene in Veneto, mi potete spiegare perché nel resto d'Italia vanno bene, tant'è vero che il ministro Speranza li ha autorizzati e li ha usati per tutta la lotta alla pandemia, quando c'era da fare il Green Pass, quando c'era da fare l'entrata e l'uscita dalla quarantena, di persone infette, quindi di persone non per uno screening, ma quando c'era la certezza di persone infette, veniva certificata la positività con i tamponi rapidi anche dell'Abbott. Qualcuno mi spiega come mai i tamponi rapidi non vanno bene in Veneto, però andavano bene nelle altre regioni? Qualcuno mi spiega perché Crisanti, da commissario per l'emergenza, tra i tanti ruoli che ha ricoperto in questo periodo, anche oltre a fare l'opinionista anche televisivo, quando è stato chiamato in Sardegna per gestire l'emergenza ha comprato e usato 1,5 milioni di tamponi rapidi. Tra l'altro neanche prodotti da una multinazionale occidentale americana, comprati da una multinazionale cinese, cioè usava tamponi rapidi cinesi. Perché questo è rispondere, poi chiuderei qui la questione tamponi perché è una questione molto complessa e non abbiamo in questo momento gli strumenti per gestirla, però vuole rispondere Possamai a queste domande insomma, che ha lanciato con intento evidentemente retorico, ma Villanova. È un dibattito che con il collega Villanova abbiamo fatto tante volte anche su questi schermi. Sospesa anche per i telespettatori. A differenza di Villanova, io non sono un medico, quindi mi devo riferire a quello che tecnici dicono, e cioè che in Veneto l'utilizzo di tamponi rapidi, per esempio per le attività di screening, pensiamo per esempio anche all'attività di tamponi nelle case di riposo, così come all'interno degli ospedali, sia stato eccessivo. E soprattutto l'altra cosa sempre citata da Crisanti e su cui c'è sempre stato il dibattito fin dall'inizio era che la questione che poneva Crisanti era potenziare la possibilità di fare più molecolari, perché è chiaro che soprattutto all'inizio, quindi con i tamponi rapidi di prima e di seconda generazione, i molecolari erano molto più veritieri, diciamo così, avevano molti meno falsi negativi rispetto a quelli che avevano i tamponi rapidi, e quindi investire di più sui molecolari avrebbe consentito di tracciare molto meglio la diffusione del virus.
Allora, vedo Villanova scuotere la testa, però a parte che sono le 13:31 devo lanciare meteo pubblicità, quindi devo chiudere e me ne scuso anche con i telespettatori perché questo è un dibattito importante che andrebbe sviluppato, però abbiamo delle esigenze ovviamente di tempi e voglio coinvolgere anche Barbara Guidalin su altri temi importanti di politica. Quindi chiudiamo qui la questione tamponi rapidi, previsioni del tempo, pubblicità e poi torniamo per parlare ipotesi quarto mandato, quindi elezioni regionali, ruolo del Partito Democratico con la candidatura di Possamaia sindaco di Vicenza e varie partite che sono importanti da giocare in questo momento. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, il weekend trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di sabato 11 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso, non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero dappertutto, massime tra 8 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, ce lo mostra la grafica, il cielo sarà poco nuvoloso per la presenza di locali velature. Temperature minime tra lo 0 e i meno 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto sarà molto soleggiato con solo qualche temporaneo annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 1-2 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci ben ritrovati, prima edizione in collegamento con Giacomo Possamai, Partito Democratico, Alberto Villanova, Lega, Barbara Guidolin, Movimento 5 Stelle. A tutti voi faccio ascoltare queste poche battute di Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, legate al caso di Alfredo Cospito e quindi vi chiedo un giro veloce di commento sulle sue dichiarazioni. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della Giustizia, il veneto Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro, malgrado lo sciopero della fame intrapreso, e a Vicenza come in tutte le città italiane aumenta il livello di allerta contro il rischio di escalation violente, il tema politico del regime del 41 bis diventa centrale anche in Veneto. Bene ha fatto il nostro ministro veneto Carlo Nordio a essere irremovibile, ma di cosa stiamo parlando? Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, appoggia la posizione del ministro Nordio e difende il 41 bis. Dal suo punto di vista, quelle di questi giorni sono polemiche superflue. Se tu sei un cittadino onesto non devi temere né il 41 bis, non devi temere il carcere e quindi non stiamo parlando di niente, la sinistra che attacca, stiamo scherzando. I mafiosi, i terroristi stanno bene nel 41 bis e soprattutto qua in Veneto adesso che la mafia sta seguendo i soldi e quindi viene nelle regioni del nord a fare danni. Se qualche mafioso veneto, se qualche delinquente veneto va nel 41 bis, peggio per loro, non ci interessa assolutamente niente. Devono stare in carcere e carcere duro. Insomma, se la sono anche cercata. Se la sono cercata è anche quello che ha detto il ministro Nordio legato alle condizioni di salute di Alfredo Cospito. Un commento ovviamente da tutti voi su questo. Barbara, parto da te.
Guarda, il caso Cospito è proprio l'esempio di come certe volte il centrodestra monta delle polemiche, monta dei casi su cose che veramente io non comprendo. Allora, nessuno ha mai detto che va tolto il 41 bis, questo voglio metterlo in chiaro. Io credo che da cittadina italiana mi sento tutelata in primis non da quello che dice Gio Formaggio, ma in primis da quello che è scritto nella nostra Costituzione e che dice chiaramente che comunque la salute va garantita a chi sta in carcere e quindi anche a Cospito. Quindi non è Barbara Guidolini che deve decidere, è il ministro che deve monitorare la situazione, tenere sotto controllo e cercare di intervenire laddove sia a rischio la vita di questa persona che deve scontare la sua pena. Poi veramente Gio Formaggio parla addirittura di mafia e di 'ndrangheta in Veneto che sta arrivando. Ecco, voglio dare una notizia a Gio Formaggio, forse non si è letto i vari rapporti antimafia che escono dalle varie commissioni. La mafia e la 'ndrangheta ci sono già da tempo in Veneto e quindi ecco, magari invece di perdere ore e ore a parlare di queste cose che insomma non hanno senso, secondo me, cominciamo magari a ragionare su come proteggersi, sulla malavita, visto che stanno arrivando parecchi soldi anche del PNRR. Ecco, questi sono i discorsi che vorrei sentire e non una serie di accuse e rimpalli. Poi quello che ha fatto i rappresentanti di Fratelli d'Italia in Parlamento riportando dei documenti che insomma erano comunque segreti e usarli a fini politici all'aula alla Camera, insomma lascia il tempo che trova. Io non credo che meriti nemmeno un commento questi tipi di atteggiamenti che non sono secondo me seri di fronte a un Parlamento, di fronte a delle persone che insomma cercano di... Barbara, scusami, invece l'azione, no? il comportamento del Partito Democratico, perché il Movimento 5 Stelle su questo caso è stato un po' in sordina, devo dire, rispetto al Partito Democratico. Ma perché non siamo stati probabilmente tirati in ballo in prima persona? Perché ricordo che il Partito Democratico è stato attaccato da Fratelli d'Italia perché insomma è andata in carcere a fare delle visite come, ripeto, tra le prerogative dei parlamentari ci sta anche andare a fare delle visite nei carceri per capire insomma lo stato di detenzione dei detenuti. E quindi Fratelli d'Italia ha attaccato il PD su questa cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, nemmeno questa, perché vorrebbe dire che Fratelli d'Italia non è d'accordo con le prerogative che ci vengono date, ripeto, anche dalla Costituzione come parlamentari per tutelare insomma alcune categorie di cittadini in situazioni di difficoltà. Ecco, voi sostenete l'operato del Partito Democratico? Io anche lo sostengo. Non è che il Partito Democratico andando a far visita a Cospito ha fatto una cosa che non era mai stata fatta prima. Lo facciamo tutti, ripeto, tutti i parlamentari, perché è tra le nostre prerogative, possono andare nelle carceri e non solo nelle carceri a fare delle visite per controllare e verificare che sia tutto gestito correttamente. Ecco. Quindi non è una cosa che ha fatto solo l'altro giorno il PD, è una cosa che viene fatta da tutti e probabilmente è stata fatta anche da parlamentari del centrodestra che magari non sono andati a trovare Cospito ma sono andati a trovare qualcun altro. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè veramente io... Non possa mai, Barbara, perdonami ma voglio essere veloce perché ho un altro tema da proporvi, possa mai... Allora, su quest'ultimo punto è piena la storia del nostro paese, su questo ha ragione la senatrice Guidolin, nel senso che è piena la storia del nostro paese, intendo di parlamentari che sono andati a trovare dai terroristi neri della strage di Bologna o del periodo stragista in generale, fino a parlamentari di sinistra o radicali che sono andati a trovare terroristi di ogni genere e tipo, quindi da questo punto di vista non c'è niente di nuovo. Dopodiché ci sono due aspetti da considerare. Il primo è quello che è successo nell'aula del Parlamento, dove a me ha colpito che una figura insomma con incarichi rilevanti come Donzelli, che di fatto è il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia in assenza di Giorgia Meloni, in assenza che Giorgia Meloni oggi fa un'altra attività chiaramente, si sia lasciato con tanta leggerezza andare a dichiarazioni su argomenti che evidentemente erano
riservati e che creano un danno in generale non soltanto all'attività di indagine ma anche poi alla credibilità delle istituzioni. L'altro aspetto è chiaramente che su un passaggio, anzi su quello che ha detto Nordio, io sono perfettamente d'accordo, cioè lo Stato è lo Stato, la legge è la legge, e quindi non c'è, a meno che non ci siano motivazioni specifiche per cui un detenuto ha diritto o ha la possibilità di cambiare regime detentivo, questa scelta non può certo avvenire per ragioni politiche, cioè non è che perché ci sono le pressioni di gruppi anarco-insurrezionalisti si decide di cambiare regime detentivo ad una persona. Nel caso in cui si dovesse essere deciso, deve essere deciso per motivazioni sanitarie o comunque per motivazioni che hanno a che fare con valutazioni che con la politica non devono c'entrare, quindi su questo piano nulla question. Alberto Villanova, chiedo a lei di chiudere questo giro sul caso Cospito. Allora, intanto ricordo che il 41 bis non è un'invenzione del centrodestra attuale, ma è stato istituito ormai qualche decina di anni fa proprio per impedire ai mafiosi e ai terroristi di comunicare con l'esterno. È un regime carcerario che impedisce ai mafiosi di mandare dei messaggi all'esterno. Non è che l'abbiamo inventato noi adesso. Sono d'accordissimo con il ministro Nordio che ha detto di mantenerlo per quello che riguarda Cospito, che ricordo non è un malato, è una persona che sta compiendo degli atti di autolesionismo come una astinenza dal cibo, per cercare di forzare la mano allo Stato e uscire da questo regime carcerario dove non può comunicare con l'esterno. E la definizione che è stata data prima di questi carcerati al 41 bis come dei cittadini in situazioni di difficoltà sinceramente mi fa venire un pochettino la pelle d'oca. Cioè, nel momento in cui i 4 deputati del PD, tra i quali un ex ministro della giustizia, la capogruppo alla Camera e il tesoriere del PD, quindi personaggi di primo livello del partito, sentono il bisogno di andare a verificare come lo stato di salute, lo stato di detenzione di un terrorista anarchico in un periodo in cui c'è un movimento che si sta rianimando in tutta Europa e dove abbiamo visto ci sono stati anche attentati alla sorella, ricordo, della candidata proprio alla segreteria del Partito Democratico, la sorella della Schlein, se non sbaglio è stata bruciata la macchina proprio dagli amici di Cospito. E abbiamo tutto questo movimento che ha come obiettivo lo Stato. Io sapere che i deputati del Partito Democratico hanno sentito questo bisogno di andare a verificare il suo stato di salute mi fa venire qualche dubbio, ma la cosa che a me manda via di testa è che abbiano sentito il bisogno di andare a verificare lo stato di salute di chi ha confezionato la bomba di Capaci, perché uno dei 4 detenuti che hanno visitato è l'artificiere della mafia che ha fatto saltare in aria Giovanni Falcone, la moglie e i membri della scorta nell'attentato a quello che è il simbolo della lotta alla mafia, il magistrato simbolo della lotta alla mafia. Mai vuole dire qualcosa su questo? Allora, è chiarissimo Alberto, però volevo dire che siccome questa cosa abbiamo anche questa già avuto occasione di discuterla sui vostri schermi, è successa una cosa semplice, cioè i deputati sono andati a trovare Cospito, giusto o sbagliato che fosse, ma sono andati a trovare Cospito. Nello stesso compound c'erano 4 celle, nella cella a fianco a Cospito c'erano i boss mafiosi di cui sta parlando Villanova, per cui nessuno era andato in carcere a incontrare i boss mafiosi, ma nella stesso, chiamiamolo, loculo si trovavano più soggetti. Ripeto, su andare a trovare Cospito possiamo discutere. Io forse in questo momento non l'avrei fatto per un motivo semplice, cioè in un momento di tensione come questo forse non era la fase migliore, ma detto questo la questione è: nessuno è andato a fare visita a chi ha confezionato le bombe di Capaci. Chi aveva confezionato le bombe di Capaci era nella stanza a fianco, questo è successo. Quindi... Giacomo, perdonami, so che sei una persona seria, però non esiste, cioè questi sapevano che trovavano una bestia, perché questa è una bestia che ha ucciso l'uomo simbolo della lotta alla mafia, sapevano chi trovavano nelle celle vicine, potevano anche tranquillamente passare oltre, andare a trovare Cospito senza fermarsi a chiedere come stava questa bestia che merita di rimanere in carcere finché
finché vive. Allora io faccio un salto, perdonatemi, ma faccio un salto perché abbiamo 10 minuti e secondo me in qualche modo si collega quello che vi voglio dire. Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge statale per togliere l'onorificenza, progetto di legge presentato da Villanova, togliere l'onorificenza di Cavaliere a Tito. Oggi è l'11, ieri era il giorno della memoria. Riparto da qui. Faccio un giro ad entrambi. Villanova, perché è importante questo atto e quindi anche l'approvazione che arriva dal Consiglio regionale? È importante perché quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'inizio di quello che è la tragedia delle foibe, iniziata nel settembre del 43. Una tragedia che ha visto 7.000 italiani buttate nelle foibe e 350.000 esuli che hanno dovuto abbandonare tutto quello che avevano per colpa della pulizia etnica ordinata da Tito. Allora, siccome noi viviamo in uno stato dove c'è un paradosso, abbiamo istituito la giornata il giorno del ricordo per ricordare la tragedia dei nostri fratelli Striano, Giuliano Dalmati, e dall'altra però abbiamo che il responsabile di questa tragedia, quindi il boia criminale Tito, il maresciallo Tito, è insignito della più alta onorificenza dello Stato italiano dal 1969. E allora la proposta di legge statale che ho portato in Consiglio, che è stata approvata con tutti i voti tranne un astenuto di 5 Stelle, questa proposta chiede che si possa revocare questa ignominiosa onorificenza in modo da dare una piccola soddisfazione ancora ai pochi esuli in vita prima che sia troppo tardi. Allora è stato approvato, quindi ovviamente adesso la palla passa al Parlamento, possa mai un'approvazione quindi che vi ha visto coinvolti? L'approvazione che ci ha visto coinvolti abbiamo votato a favore perché chiaramente il principio che ha appena enunciato il capogruppo Villanova è condivisibile. Abbiamo anche chiesto anche non la maggioranza ma la Lega ha votato a favore, nel senso che Fratelli d'Italia ha votato invece contro, in parte contro, in parte si è astenuta. Abbiamo richiesto che lo stesso principio fosse esteso anche a chi durante gli anni del regime fascista si è macchiato di crimini. Ci sembrava una norma giusta perché comunque la storia ha pur sempre un valore e quindi riaffermare questo valore ha ancora oggi un senso, e che quindi chi si è macchiato di crimini gravi non ha certo diritto a essere ricordato con intitolazioni di vie, strade e palazzi. Guidolin, il Parlamento secondo lei seguirà insomma questa proposta di legge? Ci sarà l'approvazione? Sicuramente se c'è comunque l'intenzione di rendere giustizia ancora di più ai crimini che sono stati perpetrati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Io ho altri due temi velocissimi, vorrei toccare brevemente la tua candidatura, Giacomo, a sindaco di Vicenza, sindaco della tua città, candidato come Partito Democratico, aperto ad alleanze, mi viene in mente insomma l'impronta del regionali della Lombardia. Assolutamente sì, in realtà io ho fatto una cosa diversa, nel senso che ancora un mese fa mi sono candidato, ho detto che ero disponibile, ho lanciato un po' di idee per la città dicendo una cosa molto chiara e molto semplice, cioè che mentre il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco, in quei giorni diceva che stava aspettando il via libera da Roma dai partiti nazionali per essere candidato, io ho detto che per me su Vicenza deve decidere Vicenza, e quindi che mi mettevo a disposizione delle liste civiche e dei partiti vicentini per un percorso comune, per chi chiaramente vuole costruire un'alternativa al sindaco Rucco, e in queste settimane stiamo appunto costruendo una coalizione che ha dentro sicuramente partiti ma liste civiche, anche persone come, faccio un esempio su tutti, Matteo Tosetto, che è stato assessore sociale della giunta di Rucco e un anno fa ha lasciato questa giunta. Perché evidentemente anche in chi in questi anni, negli anni insomma non è stato certo nel centrosinistra, l'insoddisfazione per questa giunta è davvero pesante. Barbara Guidolin, il Movimento 5 Stelle già insomma con questa alleanza per le regionali in cui si voterà questo weekend sta dimostrando insomma di star cambiando pelle in qualche modo, cioè dalle grandi levate di scudi alla necessità di andare a allacciare dei rapporti, di tornare a ragionare sui temi. Quali sono i temi che vi vedono vicini al Partito Democratico?
Allora, faccio una precisazione, non stiamo insomma cambiando pelle, in realtà da quando sono nel movimento io, ecco, quindi lontano 2010. So che tu sei una veterana, infatti. Sì, e tutto gira intorno al programma, veramente. Cioè, noi crediamo molto che quello che viene scritto nel programma non sia semplicemente insomma, un passatempo per riempire dei fogli, ma sia veramente l'essenza di come si presenta poi anche davanti ai cittadini con delle idee. Quindi sicuramente i temi sono centrali, quindi tutte le alleanze che noi andremo a fare, e l'abbiamo visto anche con Lombardia e Lazio, la differenza, le faremo sulla base dei programmi. E allora quali sono i temi più divisivi per voi? Che vi dividono allora dal Partito Democratico? Su cui non siamo disposti a cedere sono sicuramente ambiente e quella, insomma, quel cambiamento un po' anche culturale e di approccio verso un futuro più sostenibile, cioè non possiamo più continuare a consumare suolo, fare inceneritori senza avere un'alternativa, quindi sicuramente ambiente e poi sanità che anche nella nostra regione sta seguendo un percorso pericoloso, secondo noi. Stiamo scivolando lentamente verso la privatizzazione della sanità in Veneto, non credo sia una strada percorribile, quindi sicuramente sanità, sostegno ai cittadini, ai più bisognosi, questi sono i punti imprescindibili, e anche alle imprese, perché no? Allora, insomma, possa mai brevemente, se vuole dire qualcosa a quello che ha detto Barbara, dei temi che insomma ancora vi vedono distanti? Ma io in realtà penso che, per esempio, sul tema dell'ambiente grandi distanze non ce ne siano. L'unica cosa che mi limito a dire è che in questo momento, se il consenso di Giorgia Meloni, nonostante le difficoltà evidenti del governo, resta alto, è perché dall'altra parte non c'è un'alternativa, nel senso che i cittadini come fanno a percepire o a scegliere di cambiare il loro voto se dall'altra parte non c'è un'alternativa neanche vagamente coesa e che non fa neanche battaglie comuni? Guardi, faccio un esempio su tutti: Calenda, Letta e Conte, tutti e tre hanno detto in varie occasioni che era grave il fatto che dopo tanti anni in cui erano stati aumentati i fondi alla sanità nella legge di bilancio, per la prima volta nell'ultima legge di bilancio, quindi l'ultima finanziaria approvata da questo governo, vengono tagliati i fondi alla sanità. Bene, ma perché questa cosa non può diventare una battaglia comune, con un evento insieme, con una campagna da fare insieme? Cioè l'idea di dire che in questo paese può nascere un'alternativa, altrimenti chiaramente gli elettori, non trovando un'alternativa, continueranno a pensare che Giorgia Meloni debba fare la Presidente del Consiglio e soprattutto continueranno a darle un alto credito, come è successo fino ad oggi. Allora, io siccome abbiamo 5 minuti davvero in chiusura, vorrei a giro fare un'ultimissima battuta legata alla possibilità che si apra al quarto mandato per la presidenza della Regione del Veneto. È un tema così che è emerso, che potrebbe permettere all'attuale presidente Luca Zaia di ricandidarsi. Allora, una battuta a tutti, parto da te, Alberto. È una questione che noi stiamo seguendo sui giornali perché riguarda la decisione del Parlamento. Io credo che in questo periodo, a partire dal governatore Zaia fino a tutti noi, siamo molto concentrati sull'amministrazione attuale, quindi seguiamo la partita. Logico che personalmente mi farebbe molto piacere avere il Presidente per un quarto mandato, però diciamo che al momento non è in cima alla nostra agenda. Possa mai? Devo dire che una parte della risposta stava nella sua domanda, nel senso che a livello nazionale si parla del terzo mandato, per Zaia sarebbe il quarto. Sì. Siccome ha modificato la legge regionale successivamente, aveva già fatto una parte del primo mandato, lui ne può fare 4. Io penso una cosa molto semplice, cioè che per fortuna è finito il tempo dell'impero romano, che per carità ha fatto anche tante cose buone, ma aveva un principio di democrazia piuttosto debole, per cui se è vero che i cittadini poi votano, è altrettanto vero che a me non piace l'idea che si resti troppo tempo nelle stesse cariche, e cioè l'alternanza è un principio per me sacro,
e quindi c'è un tempo congruo in cui si può stare nello stesso ruolo. 10 anni sono tanti, 15 sono tanti, 20 a me sembra un tempo assolutamente spropositato. Barbara Guidolini, ma insomma voi siete stati i primi, no, a cercare di mettere un limite ai mandati. Sì, allora io credo che adesso c'è in ballo il quarto e quando è finito il quarto ci sarà in ballo il quinto. Allora, l'alternanza, come diceva giustamente Possaman, fa bene alla democrazia, il cambiamento fa bene alla democrazia, quindi bene o male che insomma uno pensi possa aver fatto Zaia in Veneto, che credo che un ricambio, magari anche all'interno del centrodestra se li vincono ancora loro, però un ricambio sia ossigeno per la democrazia. Grazie per essere stati in nostra compagnia in questo sabato. Grazie a Barbara Guidolini, Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai per il Partito Democratico, Alberto Villanova per la Lega. Grazie e ovviamente vi auguro un buon weekend. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci e grazie per questo dibattito. Siccome l'abbiamo nominata la giornata del ricordo, andiamo a Padova con il servizio realizzato dalla redazione della giornata di ieri. Una corona per ricordare l'omaggio di una città alle vittime delle foibe. La cerimonia solenne davanti a Palazzo Moroni per commemorare il massacro di migliaia di esuli giuliano-dalmati avvenuto sul finire della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei partigiani jugoslavi e il conseguente esodo di quelle popolazioni dopo la ridefinizione dei confini orientali italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I 350.000 esuli ricordavano tutti quanti gli italiani che la guerra si era conclusa con la perdita di una parte del territorio nazionale e con la rinuncia a determinati diritti che queste persone avevano. Mettiamoci anche che alla fine della Seconda Guerra Mondiale non è stata positiva per nessuno e quindi avere 350.000 persone in più da considerare non era, diciamo, nei canoni dell'epoca. Poi i divieti politici e le ragioni di Stato hanno fatto in modo che questo sia stato in parte dimenticato, in parte taciuto. Come ricordato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il tema fece fatica ad entrare nel dibattito pubblico del secondo dopoguerra, diviso ideologicamente. Il ricordo, però, era forte nella comunità di esuli che si batterono perché questa data venisse celebrata. Un giorno che non ha trovato pace anche nella sua ricostruzione, oggi invece ritroviamo l'unità sulle tragedie che hanno accomunato il popolo italiano e che hanno accomunato l'Europa, le tragedie della Seconda Guerra Mondiale che in più occasioni hanno creato vittime in modo ingiusto e in modo crudele. Allora, l'ultima parte della nostra prima edizione, vi ricordo che siamo in diretta dalle 12, abbiamo toccato vari temi, l'ultima parte non potevamo non dedicarla al Carnevale. Si parte ufficialmente, siamo già un po' entrati nel cuore di questa bella festa, anche perché appunto ci sarà il 12, quindi domani la sfilata dei carri tornerà finalmente, mancava dal 2020, c'è stata l'ultima sfilata nel 2019 proprio pre-Covid a Padova e poi invece a Treviso ci sarà la sfilata la settimana seguente. Noi cercheremo un po' di raccontarvi il Carnevale anche con i suoi dietro le quinte, ovvero con il lavoro di chi le strade poi le dovrà pulire, dai coriandoli, dalle stelle filante, poi ci sono le famose bombolette spray, e di chi invece dovrà gestire il traffico con magari cambiamenti legati alla viabilità. Ecco, quindi il Carnevale dal punto di vista di chi lo organizza, quindi dei grandi eventi, quindi vi presento l'assessore Antonio Bressa, assessore dei grandi eventi e non solo del Comune di Padova. Buongiorno Assessore, che vedo collegato da remoto. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, poi in collegamento abbiamo anche il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno comandante.
Buongiorno a voi tutte. So che siete, i suoi sono all'opera anche per un servizio in via Filzi, poi magari faremo vedere qualche fotografia, quindi insomma siamo veramente sempre sul pezzo. E qui con noi in studio c'è Sergio Baldin, presidente di Contarina. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Anna, e buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo in attesa di avere in collegamento con noi Andrea Rigo, che è un costruttore di carri mascherati e non solo. In questo momento sta per partire da Spinea con il suo carro. Andrea Rigo è il vincitore della sfilata dei carri di Carnevale del 2019 di Padova, proprio anche per cercare di capire, no? Noi vediamo questo carro meraviglioso, quanto lavoro c'è dietro, quanti mesi di lavoro, di volontariato c'è dietro a una manifestazione come quella del Carnevale. Bressa, io parto da lei perché finalmente, no, torna la sfilata dei Calli, si torna in Prato della Valle. È un evento a cui state lavorando da quanto e quante forze poi in qualche modo chiede di mettere in gioco un evento di questo tipo? Siete reduci insomma del Capodanno in Piazza Insurrezione, adesso Prato della Valle con il Carnevale. Sì, esatto, è uno sforzo sicuramente molto impegnativo, però diciamo che il gioco vale la candela dal momento in cui mettiamo in campo delle iniziative che sono particolarmente sentite dai cittadini, ma anche da visitatori, turisti, dalle tante persone che poi frequentano la nostra città soprattutto al weekend, e quindi confidiamo con questo sforzo organizzativo di mettere in campo un'altra volta, dopo le iniziative natalizie, quindi in particolare con il Capodanno e con l'Epifania, un altro grande appuntamento di dimensione collettiva con migliaia di persone. Noi ospitiamo nello scenario di Prato della Valle 10 carri, e quindi con altrettanti gruppi che è da mesi che stanno lavorando nell'allestimento e nelle coreografie, che sono accompagnati da decine e decine di persone che si occupano dell'animazione, e quindi già questo è un numero importantissimo di persone coinvolte. E poi c'è tutto l'aspetto ovviamente organizzativo, dall'agenzia di comunicazione alle forze dell'ordine che saranno presenti domani a presidiare l'area, piuttosto che tutti i soggetti che si occupano della parte organizzativa e tanti settori comunali che convergono su Prato della Valle per fare in modo che le persone arrivino in un contesto senza auto, in un contesto sereno, in un contesto dove pensare solo a divertirsi, perché hanno pensato alla loro sicurezza a tutte le altre persone che ho citato e che già da settimane che hanno l'obiettivo di questa importante domenica di Carnevale. Senta, come avviene poi alla fine la selezione, no, anche di questi famosi 10 carri? C'è una forma di censura, perché poi ogni carro mascherato ha ovviamente il suo tema. Come avviene? Cioè il dietro le quinte della scelta di chi sfilerà, e c'è mai stata anche la difficoltà di non avere un numero così elevato, cioè qualcuno carri che magari non ve ne sono, perché anche la costruzione di un carro ha un costo. Sì, allora diciamo che noi fortunatamente questo problema non l'abbiamo mai avuto, però effettivamente alcuni comuni a volte vanno in difficoltà perché si tratta di organizzare tantissime sfilate, perché tanti sono i comuni che hanno la volontà e l'ambizione di organizzare sfilate dei carri, ma il numero dei carri è un numero limitato. Fortunatamente Prato della Valle, essendo una piazza particolarmente partecipata, attrattiva, tra le più importanti assolutamente che ci sono in Veneto, noi fortunatamente abbiamo la coda di organizzatori di carri che vogliono partecipare, quindi non facciamo fatica a trovare 10 carri, che è il numero adatto per il contesto di Prato della Valle. La selezione avviene attraverso il contatto che gli organizzatori che noi incarichiamo come comune hanno con le varie proloco, gruppi parrocchiali, principalmente per quanto riguarda noi della provincia di Padova. Ci sono dei gruppi che ormai sono consolidati, quindi hanno una loro affermazione, diciamo, nel campo della costruzione dei carri, e ormai c'è un po' una consuetudine che abbiamo dovuto riprendere, perché di fatto erano 4 anni tra un problema e l'altro legato al Covid, che non organizzavamo la sfilata. Però c'è da dire che l'entusiasmo, la voglia di ripartire è tantissimo, e non abbiamo fatto fatica a trovare gruppi che si stanno già preparando per venire in Prato.
Quindi il Covid non ha fatto scemare, no, la passione per il carnevale, ha mantenuto comunque vivo l'impegno, no, di queste persone che poi insomma, sostanzialmente sono volontari, sono persone che nella vita fanno tutt'altro. Sì, prendono un rimborso spese per partecipare, perché comunque ci sono dei costi vivi che vengono sostenuti, però è chiaro che non è una forma di business, perché sono persone che fanno altro nella vita e che poi si impegnano nel tempo libero a fare queste attività, diciamo, collaterali, che spesso hanno anche uno sfondo sociale, perché poi i carri noi li vediamo solo come elemento di divertimento. In tanti casi c'è anche un messaggio che attraverso la sfilata dei carri questi gruppi decidono di lanciare rispetto al tema dell'ambiente, rispetto al tema della giustizia, rispetto al tema della sensibilità nei confronti di chi è più in difficoltà. Troviamo, poi ci sono anche carri che sono semplicemente scenografici, però troviamo spesso anche questo tipo di messaggio, e a noi fa piacere a Padova che ci sia anche questo aspetto, quindi una giornata di divertimento in cui attraverso queste grandi coreografie ci possa anche un po' pensare. Allora, la sfilata è domani, ma rimanga con noi, Assessore, perché poi magari chiediamo qualche spoilerata, qualche anticipazione. Intanto abbiamo preparato un asset di immagini che invece ci riportano a Treviso, al Carnevale di Treviso. Ovviamente sono immagini recenti perché la sfilata sarà invece la prossima settimana. Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale. L'organizzazione invece, no? La gestione della sicurezza come avviene, come state lavorando? Beh, diciamo che la macchina organizzativa è già partita almeno 2 mesi fa. Naturalmente abbiamo contatti continui con l'associazione Carnevale di Marca, proprio perché metteranno in campo molte persone. Diciamo che tutta la macchina organizzativa per la sicurezza conta quasi 200 persone. Teniamo conto che il comando di Treviso metterà in campo almeno un centinaio di agenti, tra agenti e ausiliari del traffico, e naturalmente anche la protezione civile sarà coinvolta, quindi stiamo parlando di una quarantina di volontari che saranno naturalmente coinvolti, in più ben 60 persone, 60 steward dedicate alla sicurezza saranno messe in campo dall'organizzazione, quindi 200 persone che sono coinvolte per garantire la sicurezza delle migliaia e migliaia di persone che sicuramente verranno a Treviso. Poi se la giornata sarà bella come quella di oggi, come di questi giorni, sicuramente prevediamo il tutto esaurito in città. Tra l'altro è una diretta che Antena 3 seguirà, quindi insomma siamo particolarmente contenti di esserci. Ma quali sono i rischi, no, dal punto di vista della sicurezza che voi dovete ovviamente scongiurare? Beh, grossi rischi diciamo non ce ne sono, ci sono sicuramente dei disagi che coinvolgeranno le persone che abitano nel circuito della sfilata naturalmente. I divieti partiranno già nelle prime ore di martedì 21, che è il giorno della sfilata, martedì grasso, e proseguiranno probabilmente fino al giorno dopo, perché sappiamo che Contarina dovrà comunque garantire la pulizia di tutte le strade e anche soprattutto dove vicino alle mura le persone si assieperanno per vedere dal vivo e da vicino la sfilata dei carri mascherati. Quindi diciamo che motivi di sicurezza, di pericolo per la sicurezza direi che non ce ne sono. Naturalmente saranno in campo anche tutte le forze di polizia, credo che ci sarà sicuramente un tavolo tecnico in questura per verificare se sia il caso di emettere eventualmente dei provvedimenti restrittivi, ad esempio per le bombolette spray, per l'utilizzo di bottiglie o meno di vetro all'interno del percorso della manifestazione, però ripeto, non ci sono mai stati episodi che hanno in qualche modo minato la sicurezza, però naturalmente ci saranno tutte le norme rispettate sia per la safety che la security, insomma, però attendiamo sicuramente anche disposizione da parte della questura. Quella che avete appena visto è il percorso della sfilata, chiedo alla regia di farcelo rivedere. Il percorso come è stato deciso? È il percorso canonico, comandante, quello diciamo che... Sì, esattamente, quindi i carri mascherati si ritroveranno in Borgo Mazzini, poi proseguiranno verso Piazzale Burchellati, in seguito sfileranno davanti alle mura e qui sarà una vetrina diciamo naturale alle mura per vedere da vicino i carri mascherati. All'altezza di Porta Santi 40 si girerà verso Borgo Cavour, in seguito i carri affronteranno via Canova per poi arrivare in Piazza Duomo, dove poi avverranno le premiazioni dei carri vincitori. Ecco, allora faccio un passaggio con l'assessore Bressa, perché invece la sfilata di Padova sarà diversa, proprio perché il contesto è quello di Prato della Valle. Ma assessore, ma sarebbe possibile esportare questo modello di carri che attraversano la città anche a Treviso e a Padova? O sarebbe molto difficile? No, è possibile, però bisogna che si faccia una stima di quelli che sono i disagi che poi chiaramente conseguentemente vengono arrecati
alla mobilità delle persone piuttosto che dei mezzi pubblici, considerando che abbiamo anche il tram che attraversa la città, non è sicuramente semplice. Avendo il contesto di Prato della Valle che riesce al tempo stesso a ospitare decine di migliaia di persone e ad avere anche un percorso al suo interno, diciamo che è stata una soluzione logica e naturale per riuscire a rendere comunque molto scenografico l'evento, quindi ecco, sfruttiamo il contesto naturale di Prato della Valle. Infatti poi insomma il carnevale si adatta ad ogni città, immaginiamo il carnevale di Venezia ad esempio invece che cos'è, no? Ed è giusto anche così che un carnevale si adatti, entri proprio nel cuore della città e prenda in qualche modo la sua forma. Presidente di Contarina, è stato nominato tra l'altro, no? In questo momento dagli ospiti, perché il carnevale è meraviglioso, è colorato, è meraviglioso anche perché è condito di lustrini, stelle filanti, coriandoli, ma poi alla fine c'è sempre qualcuno che deve pulire. Sì. Allora, Contarina, come si è organizzata? Che sforzo è per Contarina un carnevale? È uno sforzo importante, noi concordiamo circa 3 settimane prima gli eventi per capire le vie, le piazze interessate, i percorsi, e anche per avere un'idea della quantità di mezzi e personale da mettere a disposizione. Noi abbiamo sui nostri 49 comuni, ce ne sono 27 comuni che hanno eventi hanno già fatto e finiranno martedì e anche dopo eventi in questo carnevale, per cui più di metà dei nostri comuni organizzano manifestazioni carnevalesche. E questi vuol dire anche per noi fare il servizio poi di pulizia, di ripristinare al meglio, a iniziare soprattutto da Treviso, che è quello che ci dà la possibilità di mettere in azione più mezzi dei nostri mezzi. Noi abbiamo in tutto 26 spazzatrici grandi, più 3 piccole, quelle che girano per diciamo nei portici, sì, piccoli spazi. Ecco, per cui questi mezzi e i nostri uomini, per avere un'idea, la quantità di materiale che si recupera, materiale inteso anche come pulizia di cestini, delle mura a Treviso, ad esempio accennava il comandante Gallo che è prevista anche la pulizia, infatti è prevista la pulizia. Noi prevediamo di avere un quantitativo di 85 tonnellate. Tanto per avere un'idea, sembra impossibile perché le stelle filanti, i coriandoli non pesano, per cui come si fa a tirare su tutto quel materiale? Eppure noi abbiamo un dato statistico, perché chiaramente a fine faremo i conti di quanto materiale si recupererà. Tenendo conto che nel 2022 è stato fatto parzialmente qualche apertura, 2020 e 2021 è chiuso. Sì. L'ultimo dato completo delle manifestazioni fatte a pieno, noi abbiamo delle quantità che dicono, per esempio a Treviso abbiamo raccolto, leggo i numeri per non spararli a caso, 8 tonnellate e mezzo dallo spazzamento, mentre abbiamo recuperato mezza tonnellata negli svuotamenti di cestini. Ecco, per dire una quantità. Prevediamo come impegno di risorse umane 1000 ore di nostri lavoratori, che vuol dire nelle città come Treviso, vuol dire che gireranno 6 spazzatrici insieme, che vuol dire una persona a bordo del mezzo e una persona di supporto a terra con lo soffiatore possibilmente. Cosa temete di più? Le bombolette spray ad esempio? Cioè, qual è l'impegno? Perché so che insomma, nel carnevale oltre ai coriandoli e le stelle filanti poi ci sono anche così, le bombolette spray con queste schiume che sì, sono tanto amate dai giovani, se non sbaglio, no? Noi, allora, il materiale che recuperiamo intanto è una parte quello che si spazza da terra, che va che non trattiamo neanche noi altri, va su impianti terzi
che lo recuperano, poi viene finalizzato a materiale che andrà a comporre il trattamento sulle manti stradali che vengono fatti, per cui è un materiale che poi noi non teniamo, mentre invece si lavorerà nei nostri impianti il materiale che recuperiamo dai cestini. Il secco è secco non riciclabile, quello lì, e le bombolette faranno parte, per cui nei nostri impianti il sistema di suddivisione di Cernita isolerà, speriamo bene, anche le bombolette che saranno recuperate, per cui queste sono le due tipologie di rifiuto che vengono recuperati da questo servizio. Quindi voi siete organizzati, avete già fatto il piano di straordinari, sì, no? Sì, già esatto, il piano turni, sì. E si partirà proprio immediatamente, no? A Treviso, ad esempio, partiamo subito, praticamente, non dico proprio in coda all'ultimo carro, ma poco dopo, mentre in linea generale noi assicuriamo il servizio o in serata o prima mattina del giorno successivo, perché dobbiamo anche noi fare altri servizi, per cui non possiamo mettere tutti quanti il nostro personale dedicato a questo importante comunque, perché è un servizio che dà anche il segno che ci si diverte, sì, però noi abbiamo il senso della civiltà delle nostre città che sono in ordine, pulite, e noi ci teniamo in particolare nel capoluogo, perché sempre, io dico sempre, Treviso ci si deve mettere sempre qualcosa di più, non tanto per fare un favore a Treviso, ma perché Treviso è la porta di accesso al nostro territorio. Il nostro territorio è sempre più visitato, per cui se presentiamo la porta bene vuol dire che invitiamo a visitare tutto il nostro territorio, che è sempre più bello per quello. A proposito di territorio, vi facciamo vedere queste immagini, chiedo alla regia di seguirmi. Ce le ha appena mandate Andrea Rigo, che è il vincitore della sfilata dei carri di Padova, l'ultima, quella del 2019, che purtroppo non riesce a collegarsi con noi perché in questo momento è a Spinea, quindi queste immagini sono state registrate esattamente 3 minuti fa. Questo è il carro La Tribù che balla, ve lo facciamo vedere in anteprima in qualche modo. Guardate anche insomma quanto sono curati questi carri, no? Forse rispetto ad una volta veramente il carro diventa quasi un'opera d'arte, mi viene da dire. Andrea Rigo doveva essere qui in diretta con noi proprio come vincitore, ma anche per andare in qualche modo a raccontarci quanto lavoro c'è dietro a un carro come questo. Purtroppo non riesce a collegarsi, probabilmente anche complice il rumore, ma insomma la Tribù di Andrea Rigo è stata colei che ha vinto la sfilata dei carri di Padova. Assessore, c'è una competizione anche quest'anno, che cosa si vince? Sì, tra l'altro quel carro che abbiamo intravisto sarà presente domani a Padova, perché poi evidentemente loro sono anche delle occasioni, diciamo, itineranti. Allora si vince un riconoscimento che è la Gallina d'Oro. Noi l'abbiamo chiamata così in onore, diciamo, di uno dei simboli della padovanità, e quindi ci sarà poi una classifica. Abbiamo messo in piedi una vera e propria giuria dove ci sono rappresentanti del mondo economico, rappresentanti del mondo del giornalismo, del mondo politico, coreografi, artisti. Quindi una giuria molto composita che ci permetterà di stilare la classifica. Tutti riceveranno un premio o comunque un riconoscimento, una targa, per anche ringraziamento per la partecipazione, però c'è l'ambita Gallina d'Oro che verrà consegnata al carro vincitore. Poi ci sarà un premio dedicato anche alla migliore coreografia, anche per premiare, come vediamo in queste immagini, non solo il carro in sé, ma tutta quella partecipazione di persone in costume che accompagnano e anticipano normalmente la sfilata del carro. Ovviamente l'invito è poi anche ai cittadini di presentarsi con i bambini, con chi vogliono, in maschera, perché la festa la fanno i carri, la fanno le persone che accompagnano i carri, ma direi che la facciamo tutti insieme in un contesto, quello del carnevale, a cui siamo in qualche modo tutti legati, una bella tradizione che teniamo viva e che ci permette di creare una bella occasione di richiamo anche per le nostre città venete, ecco, parlando in generale. Assessore, forse abbiamo una sorpresa perché vedo in collegamento Andrea Rigo.
Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. È un collegamento un po' improvvisato, ma le facciamo i complimenti veramente, perché allora, senta, ma per un carro come quello che è alle sue spalle, quanti giorni di lavoro ci sono, quante persone hanno lavorato? Noi iniziamo la stagione a costruire il carro nuovo a giugno, 7-8 mesi di sacrifici di lavoro e divertimento comunque, perché ci divertiamo anche tutti insieme nel costruire queste opere. Senta, ma in base a cosa scegliete il tema? Ogni anno un tema diverso. Quest'anno abbiamo costruito questo carro allegorico che si chiama Una tribù che balla. Abbiamo voluto dedicarlo in particolare anche a noi, perché sono 11 anni che costruiamo carri allegorici e siamo tante famiglie e ci confrontiamo come fossimo una grande tribù. Siamo partiti da piccoli e siamo cresciuti man mano di ogni anno. Ci vuole ricordare il carro che ha vinto la sfilata di Padova nel 2019, a chi era dedicato? Il carro di Pandora sulle ali di Speranza era il titolo del carro, e là siamo riusciti anche a donare 10.000 euro alla città della Speranza con quel carro. Allora Andrea, grazie davvero per essere stato con noi, ti lasciamo alla sfilata di Spinea. A domani. Arrivederci. Saluti a tutti. Grazie, arrivederci. Insomma, ci abbiamo provato e ce l'abbiamo fatta, sono contenta. Antonio Bressa, torno da lei, ci dà le coordinate allora della sfilata di domani. A che ora si parte? Allora, l'appuntamento è alle 14:30 in Prato della Valle, e poi sfilata vera e propria inizierà qualche minuto dopo, quando abbiamo l'appuntamento tutti alle 14:30 fino alle 17:30-18 al momento delle premiazioni. Quindi ecco, aspettiamo padovani, turisti, visitatori, tutte le persone che amano Padova per una giornata speciale domani. Grazie, allora buona festa Assessore, grazie per essere stato con noi, arrivederci. Arrivederci. Comandante, torno da lei per un passaggio veloce, è anche interessante, no? Che ogni città scelga di non andare a rubarsi il carnevale, no? Quindi di dividersi le giornate per le sfilate, anche per dare la possibilità alle persone di andare a seguire altri carnevali. Quindi a Treviso arriveranno i padovani, perché tanto la sfilata l'hanno fatta domenica, giusto? Voi vi attendete tanti anche fuori da Treviso, insomma, tanti turisti. Voglio sempre grandi apprezzamenti da parte di tutti, quindi ci attendiamo turisti, ci attendiamo anche cittadini che vengono da tutto il Veneto, dalle regioni vicine. Ed a proposito di questo, naturalmente ricordo che su tutto il percorso naturalmente il traffico sarà precluso già qualche ora prima, ci sarà divieto di sosta naturalmente su tutto il percorso e anche su alcune vie che si mettono sul percorso stesso. Naturalmente tutti i parcheggi fuori dalle mura sono a disposizione delle persone che vorranno arrivare a Treviso, quindi consiglio di utilizzare quei parcheggi che solitamente vengono adibiti appunto per il pubblico durante le domeniche ecologiche. Quindi l'organizzazione garantisce anche questo, quindi una vigilanza anche nei parcheggi. Infatti quest'anno una novità, ho predisposto anche un servizio di vigilanza all'interno dei parcheggi. Questo perché? Perché temiamo che magari qualche malintenzionato possa avvicinarsi alle vetture e magari consumare qualche reato, qualche furto. Quindi avremo anche un servizio apposito per questi tipi di inconvenienti che cerchiamo di prevenire ed evitare. Certo, grazie Comandante, grazie per la sua disponibilità. Arrivederci Comandante, buon weekend. Buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Allora Presidente, la vigilanza, i parcheggi, il grande lavoro di Contarina che tra l'altro ha anche ampliato, no, il suo parco mezzi a metano, quindi insomma, nonostante la crisi, nonostante il caro carburante, insomma, parliamo ovviamente di cifre importantissime, si riesce ad caro energia per gli impianti, esatto, no? Sì. Quanto sta pesando? Sta pesando effettivamente, difatti questo è il problema nostro del momento, che ci rallenterà anche gli investimenti, però quello che avevamo previsto in tema di ampliamento del parco mezzi lo stiamo realizzando, lo abbiamo realizzato in quest'ultimo anno, che abbiamo con gli ultimi 40 che ci sono stati consegnati questa settimana, abbiamo portato a 100 l'ampliamento dei mezzi a metano. Noi abbiamo 642 mezzi in totale, green 241, di cui 219 a metano e i rimanenti sono all'alimentazione ibrida.
Perché abbiamo ampliato i mezzi a metano? Periodo che il metano era alle stelle come costo, ne abbiamo anche tenuti fermi. Siccome adesso è un prezzo, sta diventando concorrenziale rispetto agli altri carburanti, e soprattutto in previsione della prossima l'impianto di Signoressa di Trevignano per la produzione del biometano da rifiuto umido è praticamente terminato. Si tratta solo di alcuni particolari, si sta perfezionando, poi sarà da collaudare, da caricare, da mettere in funzione, per cui per metano noi prevediamo di produrre il biometano dai rifiuti, per cui non lo pagheremo più. Ecco, e questo qui è una prospettiva che ci fa proprio indirizzare decisamente sull'utilizzo dei mezzi a metano. Per cui l'ampliamento, ma il futuro oggi è difficile dire qual è, perché si sta parlando di tante cose, che è tutto da vedere, l'utilità, il vantaggio, anche i costi e il rovescio della medaglia, è sempre da valutare. Però attualmente il metano possiamo sicuramente, avendo anche la produzione propria, e che mi lasci dire che è anche un esempio proprio didattico di economia circolare. È facile spiegare. Se noi diciamo ai cittadini: guardate che se voi differenziate sempre bene, e lo stanno facendo nel nostro territorio, abbiamo ormai dei numeri veramente... Sì, ormai forse ci stiamo abituando anche troppo a avere sempre i premi per i migliori. Treviso, per esempio, come comune capoluogo, ormai sono 3 anni consecutivi che arriva sempre primo, che ha i migliori risultati. Ecco, per cui i nostri cittadini ovviamente sono gli artefici di questi risultati, assieme anche con le buone politiche e anche con un'azienda che lavora bene. Io direi, mi permetto di dire anche questo. Tra l'altro un grande lavoro che fate anche quello nelle scuole, no? Perché per avere numeri di questo tipo bisogna crescere i futuri cittadini di domani, insegnare loro che cosa significa davvero fare una raccolta differenziata. Una struttura che proprio segue la parte di formazione e di informazione nelle scuole, e abbiamo effettivamente i buoni risultati, perché sono stato anch'io recentemente per la consegna delle borracce, che è quell'iniziativa che copre un arco di 5 anni, di 5 classi, per cui qualche occasione di incontro ce l'ho anch'io, e proprio è una soddisfazione, perché vedono l'importanza, si sentono coinvolti. Se in casa qualcuno non fa bene, sono quelli che quasi fanno vergognare i genitori se non si comportano bene. I genitori che hanno portato all'attenzione il tema, i giovani che hanno portato all'attenzione il tema dell'ambiente, no? Se pensiamo con i grandi movimenti che in qualche modo hanno fatto pressione anche nel mondo politico. Sono loro che sentono il futuro, è loro, per cui magari qualche anziano per quello che mi resta non mi preoccupo più di tanto di certi problemi. Invece i giovani hanno da vivere la vita in un futuro che bisogna cercare di preservare il più possibile i valori. Noi per esempio ci preoccupiamo di tante cose, del verde, non solo, ma delle risorse che noi diamo per scontate, che siano sempre disponibili, che non si consumino mai. Per l'acqua sarà un problema i prossimi anni, per dire, lo vediamo già adesso che le fonti si stanno, se non un po' fuori tema adesso, si stanno un po' esaurendo, ma però effettivamente abbiamo, e noi facciamo la nostra parte in un settore che comunque guarda all'ambiente e guarda in prospettiva. Quindi diciamo che state cercando anche di reagire alla situazione contingente, quindi i rincari, i costi, carburante, energia, si cerca di lavorare su qui e ora, di reagire, e insomma anche il fatto che siete riusciti ad ampliare il parco macchine, insomma è una... Ma adesso ci stiamo occupando di comunità energetiche, vediamo cosa riusciamo a fare insieme con i comuni, perché effettivamente ci viene richiesto. La situazione ha creato anche delle opportunità. Io dico, nelle peggiori
ulteriori situazioni, contingenze, ci sono anche spazio per le opportunità, bisogna saperle cogliere. Noi cerchiamo, per quanto è nelle nostre capacità, per quanto la nostra politica territoriale, perché Contarina è un'azienda che segue le direttive che vengono date dai 49 comuni, per cui non è che andiamo per la nostra strada così, però chiaramente insieme possiamo trovare tante soluzioni utili per il territorio, per preservarlo, per migliorarlo, coinvolgendo tutti insieme. Tutti, no? La squadra poi sempre alla fine è vincente. Presidente, grazie, davvero grazie per essere stato per questa occasione in nostra compagnia. Vi abbiamo dato un po' di dati legati al lavoro che c'è dietro, insomma, una manifestazione così bella come il Carnevale. Avete sentito quante tonnellate poi di rifiuto Contarina andrà a raccogliere, nonostante coriandoli e stelle filante abbiano un peso decisamente esiguo. Grazie Sergio Baldin, presidente di Contarina, per essere stato con noi, e grazie a voi telespettatori per averci seguito. Io vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 oggi pomeriggio a partire dalle 18:30. Arrivederci Presidente e arrivederci a voi telespettatori. Grazie.